radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. Va ora in onda la rassegna stampa. Radio Libertà, torniamo in onda, diamo subito la linea per la rassegna stampa a Giulio Cainarca. Grazie a Federico Borsari in regia come sempre, un cordiale saluto a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori e andiamo subito al sito radiolibertà.net, pagina Facebook, così vedete cosa diavolo va in onda oggi. E andiamo subito, dicevo, alla prima pagina dell'agenzia ANSA perché sono già le 7:33, siamo già in grandissimo ritardo e pertanto subito a vedere le notizie del giorno, mercoledì 28 giugno. L'agenzia ANSA apre con le decisioni del Consiglio dei Ministri, duplice nomina, ovvero due nomine diverse a dir la verità. Panetta in Banca d'Italia e Figliuolo, il generale Figliuolo alla ricostruzione post-alluvione in Emilia-Romagna. Secondo titolo, Putin disarma la Wagner e ringrazia i militari con Shoigu. Faremo il punto con Ugo Poletti da Odessa, il direttore di Odessa Journal, dopo tanto tempo. Torna in diretta con noi alle 9:30 perché stamani Carlo Cambi non c'è. E intanto, dicevamo, Putin disarma la Wagner, ringrazia i militari con il ministro della difesa Shoigu. Il presidente bielorusso Lukashenko conferma Prigozhin in Bielorussia. Ho detto al Cremlino di non ucciderlo. E secondo sempre le fonti bielorusse è arrivata buona parte delle armi nucleari russe in Bielorussia. Zuppi, il presidente della Conferenza Episcopale Italiana, in missione di pace a Mosca oggi e domani. Un agente spara, uccide 17enne, incidenti alle porte di Parigi, scontri anche in altre città, una quindicina di persone fermate tra barricate, cassonetti, auto incendiate. Questo nella capitale francese. La professoressa colpita dai pallini, abbassati i voti di condotta, ad uno è stato assegnato un 7 in condotta, ad altri 3 un 6. Il ministro Valditara valuta in generale nuove proposte in materia. Un sondaggio sulla maturità, l'83% vorrebbe cambiarla, scrive l'agenzia ANSA. Un italiano fermato in Russia ha lasciato il paese di sua iniziativa. Le autorità italiane sono state informate solo a cose fatte. Ora si trova negli Emirati Arabi Uniti. Secondo i media russi, l'italiano era in possesso di droga. Sempre in primo piano sull'agenzia ANSA di stamani, l'incidente di Casalpalocco, dove è stato ammazzato un bambino di 5 anni. Lo youtuber, cioè praticamente quello che era alla guida, il ragazzo di 20 anni, sono distrutto, dice davanti al jeep il giovane che guidava il SUV. Gli amici che erano a bordo ricordano, avevamo già chiesto a Matteo di andare più piano al guidatore. Piazza San Carlo a Torino, confermata la condanna dell'allora sindaca Appendino, oggi deputata e volto televisivo dei 5 Stelle, la pena è di 1 anno e 6 mesi di carcere. L'ex sindaca di Torino, ora parlamentare, dice: presenterò ricorso in Cassazione, mi difenderò a testa alta. Mattarella nella sua città, Palermo, il cambiamento climatico è sotto gli occhi di tutti, ha detto il capo dello Stato italiano, conseguenze sempre più presenti e pervasive. L'Italia guardi all'energia e al clima con la presidenza del G7, slitta il caso Santanchè in aula, soltanto un'informativa è il 5 luglio, ma nella maggioranza si teme quello che può venire fuori dall'inchiesta di Milano. 10 condanne a Roma per l'occupazione di Casa Pound. Lagarde che annuncia i tassi di interesse saliranno ancora a luglio. Critico Tajani, ministro degli esteri, vice premier italiano, si rischia la recessione. Però, dice la presidente della Banca Centrale Europea, l'inflazione è ancora troppo alta. Il nostro lavoro non è finito. Secondo la presidente della BCE, l'impatto degli incrementi decisi, pari a 400 punti base, non si è esplicato in pieno. Il responsabile della Farnesina, Tajani, replica: soffriamo di un'inflazione molto diversa da quella degli Stati Uniti, non è un'inflazione da crescita, ma è provocata dai costi delle materie prime a causa della guerra.
E ancora stop alla partita se sugli spalti ci sono cori antisemiti, vietato il numero 88 hitleriano sulla maglia dei calciatori. L'intesa al Ministero dell'Interno, un disciplinare indicherà le modalità. Messina Denaro ricoverato, operato all'ospedale dell'Aquila, problemi urologici per il boss non collegati al tumore, scrive l'agenzia ANSA, che adesso lasciamo per andare a vedere alcuni articoli prima delle prime pagine dei giornali. Uno, senz'altro ve lo segnalo, di Leone Grotti su tempi.it, dalla Nigeria, dove Leone Grotti ha fatto un bellissimo reportage qualche tempo fa. Bruciarono una cristiana, Deborah, per blasfemia, tutti assolti. I musulmani che il 12 maggio del 22 lapidarono a morte in pubblico la 22enne studentessa di Sokoto sono stati assolti per mancanza di prove. Domenica un nuovo linciaggio nella più totale impunità. La Nigeria è al centro anche di un articolo di Avvenire. Intanto a Milano, scrive l'agenzia AGI, è comparso un murale, il murale intitolato a Berlusconi, anzi via Silvio Berlusconi. L'opera dell'artista Alexandro Palombo ritrae Berlusconi in via Volturno davanti al Civico 34, a pochi metri dallo stabile, dal palazzo dove è cresciuto insieme a mamma Rosa, al papà Luigi, alla sorella Maria Antonietta e al fratello Paolo. Un murale comparso sui muri della zona dell'isola dove visse Berlusconi. Lo stesso murale incornicia un articolo della Stampa sulla questione dell'eredità. Gli eredi Berlusconi difendono la Fininvest, a Marta Fascina 100 milioni di euro e l'usufrutto di Arcore, cioè la possibilità di vivere ad Arcore, vita natural durante. Tra l'altro, nella suddivisione del tesoro ci sarà spazio anche per l'ultima compagna dell'imprenditore, cioè la deputata Fascina. Il Consiglio verso la conferma e domani l'assemblea. Con una infilata di assemblee comincia il dopo Silvio Berlusconi del Biscione. L'apertura del testamento di Berlusconi potrebbe slittare a inizio luglio. Oggi si riuniscono i soci di H14, è la holding dei figli più giovani di Silvio Berlusconi. Per Marta Fascina sono pronti molti soldi, si dice intorno ai 100 milioni di euro, e l'usufrutto della villa di Arcore, scrive la Stampa stamattina. Invece, andando alle cose che il governo sta facendo, il nuovo codice della strada, uno dei punti di Matteo Salvini, multe, patente sospesa e autovelox, cerca di riassumere l'agenzia DN Cronos, la stretta del governo sulle regole e sanzioni più severe per chi guida mentre usa il cellulare o sotto l'effetto di droghe, con revoca immediata della patente. Nuove norme sui monopattini, nuove norme per le zone a traffico limitato, autovelox e segnaletica. Sono contento, ha detto il ministro Salvini, perché il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera a un provvedimento che potrà essere anche arricchito in Parlamento. L'obiettivo è che sia una norma entro l'autunno. Da ministro e da genitore, ha detto Salvini, mi piace sottolineare l'assoluto giro di vite con tolleranza zero, perché guida in stato di ubriachezza o sotto effetto di droghe. Chiunque utilizzi droghe viene trovato positivo alla revoca della patente fino a 3 anni. Il messaggio molto chiaro è: se ti stronchi di canne o ti impasticchi o sniffi a tempo perso e ti metti al volante, ti ritiro la patente e fino a 3 anni non la vedi più. Il disegno di legge prevede un rafforzamento delle misure di contrasto alla guida sotto l'effetto di alcol e droghe. Si introduce il divieto assoluto di assumere alcolici per i conducenti già condannati per reati specifici e l'obbligo per gli stessi di installare il cosiddetto alcolock, che impedisce l'avvio del motore se il tasso alcolemico del guidatore è superiore allo 0. Sarà punibile, a prescindere dallo stato di alterazione psicofisica, guidare avendo assunto droghe. La positività al test rapido salivare farà scattare immediatamente il ritiro della patente, successivamente anche il divieto di conseguire il titolo di guida per 3 anni. I neopatentati non potranno mettersi alla guida di veicoli di grossa cilindrata prima dei 3 anni dal momento del conseguimento della patente. E ancora, per il perfezionamento del reato sarà sufficiente che un soggetto si metta alla guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti, anche se non è in stato di alterazione. La possibilità per gli organi di polizia stradale, quando vi sia fondato motivo di ritenere che il conducente sottoposto a controllo si trovi sotto l'effetto di stupefacenti,
o quando abbiano dato esito positivo gli accertamenti preliminari, di effettuare un prelievo di liquido salivare sul luogo. Previste poi nuove norme sui monopattini, obbligo di casco, targa, assicurazione. Quelli in condivisione, in sharing, non potranno funzionare fuori dalle aree consentite. Sanzioni severe per la sosta selvaggia, per la guida in contromano su strade extraurbane trafficate pericolose. Più sanzioni anche per i ciclisti, con la disciplina del sorpasso in sicurezza sia su strade urbane che extraurbane, prevedendo almeno 1,5 metri di distanza ove possibile per effettuare la manovra. Safety car in caso di incidente potranno rallentare il traffico e fruire da deterrente per ulteriori incidenti. Più controlli e segnaletica e passaggi a livello. Infine, introdotte nuove norme sulla disciplina delle zone a traffico limitato, dovranno essere usate con il criterio del massimo buonsenso e maggior chiarezza sugli autovelox, così in sintesi. Sulla DN Cronos, intanto il ponte di Matteo Salvini conquista l'Europa, questo lo scrive Libero, pagina 8. Ieri prima riunione della società costruttrice, la commissaria europea ai trasporti Adina Valean ha annunciato: molto bello questo ponte, vi aiuteremo, lavori al via per luglio 2024, e Matteo festeggia anche il sì del Consiglio dei Ministri alle norme sul codice della strada. A proposito di droga, ci sono parecchi VIP che si drogano, come Elon Musk, che fa uso pubblicamente di chetamina, Sergey Brin, che allieta le serate con i funghi allucinogeni. L'uso di stupefacenti è entrato nella cultura aziendale, si chiama così. Scrivono Kirsten Green e Catherine Bindley sul Wall Street Journal. L'articolone viene tradotto oggi sulla Stampa di Torino a pagina 21. Su quanto i VIP si drogano. Sergey Brin, tra i fondatori di Google, miliardario statunitense di origine russa, fa tranquillamente uso di funghi allucinogeni. Dustin Robinson, già avvocato dello studio legale Holland & Knight, ha un fondo che si occupa di allucinogeni. Steve Jobs ha fatto uso di LSD per un paio d'anni, si dice dal 72 al 74. Elon Musk assume chetamina tranquillamente. Insomma, i grandi chief executive officer si drogano. Qualcuno dirà che scoperta, mentre sempre rimanendo alle cose invece italiane, alle cose da fare, alle cose faccende, diciamo così, e che il governo sta facendo, tra virgolette, sulle pensioni, il dibattito sulla previdenza, se ne occupa Il Giornale, un articolo a pagina 4, lo scivolo per le uscite anticipate è lo strumento per risparmiare su quota 41. L'isopensione, fate caso a questa nuova parola, isopensione, che consente di ritirarsi fino a 7 anni prima dell'età prevista, è a carico delle imprese. Come ha funzionato per le banche? Vediamo un pochettino di che si tratta. Il confronto tra governo e sindacati sulle pensioni prosegue nelle prossime settimane, si conclude a settembre, legge di bilancio finanziaria. Il vertice CLU è previsto il 18 luglio, discussione sulla flessibilità in uscita, sugli esodi anticipati e incentivati. Ieri Salvini ha ribadito che quota 41 è un obiettivo assolutamente, attenzione all'avverbo, da raggiungere. Il problema è nel costo, visto che il progressivo invecchiamento della popolazione raggiungerebbe a regime i 10 miliardi di euro, dopo uno sfasamento iniziale di 5 miliardi di extra costi. Insomma, come lo finanziamo, quota 41? Per il ministro del lavoro Calderone è una gatta da pelare. Nel 22 la spesa per pensioni è aumentata del 3 qualcosa per cento a 283 miliardi di euro e dal 1 luglio scattano gli adeguamenti all'inflazione. Il bilancio del prossimo anno si porterà in dote 22 miliardi di costi legati al super bonus 110%, quindi denaro pubblico ce n'è sempre meno. Tra le proposte avanzate al tavolo di confronto, il potenziamento della isopensione. Che cos'è? È lo scivolo pensionistico che consente ai lavoratori del settore privato che rientrano nei parametri di vecchiaia, cioè 67 anni di età e almeno 20 di contributi, e di anzianità contributiva, 42 anni e 10 mesi per gli uomini, 41 anni e 10 mesi per le donne, di anticipare l'uscita dal lavoro da 5 a 7 anni, previo accordo aziendale stipulato col Ministero del Lavoro. In alcuni casi queste intese vengono strette anche sotto forma di contratti di espansione, cioè garantendo nuove assunzioni ogni 2 o 3 dipendenti che escono dall'azienda. L'esempio di maggior successo è quello del settore bancario, che ha costituito presso l'INPS il Fondo di Solidarietà. In pratica gli istituti di credito raggiungono l'accordo per l'interruzione del rapporto di lavoro con i dipendenti coinvolti e pagano
sia il 90% circa della retribuzione e i contributi figurativi mancanti fino al raggiungimento della pensione. Dal 2010, dice il sindacato bancario di categoria Fabi, sono stati accompagnati all'esodo volontario circa 90.000 dipendenti, assumendo contemporaneamente 40.000 giovani under 35, grazie al fondo per l'occupazione alimentato da 280.000 dipendenti bancari, senza oneri per le casse dello Stato. Secondo il Sole 24 Ore, le banche avrebbero speso 1 miliardo all'anno per coprire le circa 7.500 uscite che si registrano in media. Considerati i costi, conclude il giornale, è normale ipotizzare che la misura sia più attuabile dalle grandi imprese che hanno più disponibilità economica. Tim e Leonardo, che hanno programmato il ricorso a questa misura, sono colossi. In Italia i dipendenti di grandi aziende, sopra 250 unità, sono 1 milione e portare le uscite con l'isopensione dalle attuali 5.000 al doppio potrebbe costare 1,5 miliardi di euro. L'intervento dello Stato in questo caso dovrebbe essere superiore ai 50 milioni stanziati fino ad oggi, ma di gran lunga inferiore a quello atteso per quota 41. Il sollievo per i conti pubblici sarebbe evidente con la isopensione. Finora applicata dalle banche, quanti possono applicarla? Solo le grandi aziende. Quanto paga lo Stato? Chi lo sa, vedremo. L'obiettivo finale è arrivare a quota 41 anni di età per andare in pensione. Staremo a vedere più che mai. Altro tema lo affronta il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, pagina 4 della Stampa. L'aumento dei tassi di interesse è un boomerang. No alle direttive dell'Unione Europea sulle case green e sull'Euro 7. Il MES, il Fondo Salva Banche e Salva Stati, va collegato al patto di stabilità, bisogna trovare un equilibrio. Nessuno discute il cambiamento climatico, ma gli interventi sui fabbricati è difficile farli entro il 2033. Il PNRR è nato nel post-pandemia in una condizione tutta diversa rispetto ad oggi. Nell'ultimo mese circa l'energia abbiamo importato dalla Russia non più di 3-4 milioni di metri cubi al giorno. Rigassificatori, ci aspettiamo la copertura del 50% del fabbisogno, sono più affidabili delle pipeline. Però il messaggio principale è no alle direttive europee su case green e Euro 7. Per la cronaca, invece, qui andiamo di nuovo al giornale, Felice Manti che se ne occupa, blitz anti-'ndrangheta, indagato anche Oliverio, ex presidente della giunta calabrese PD. In Calabria operazione della direzione distrettuale antimafia con oltre 40 arresti. Il settore pubblico asservito, tutti a sinistra, arrestati un ex deputato, un ex assessore, ex consiglieri regionali. Le attività illecite stavano sotto un ombrello di diversi enti pubblici. La Calabria, scrive Felice Manti, si conferma una terra senza buoni, un ostaggio della malavita e della mala politica. Nelle oltre 200 pagine dell'inchiesta della direzione distrettuale antimafia, che ha svelato una pubblica amministrazione asservita all''ndrangheta, per usare le parole di Nicola Gratteri durante la conferenza stampa, emerge un quadro che lascia senza parole. Abbiamo messo in campo la tolleranza zero contro il malaffare e contro chi per piccoli tornaconti rema contro la nostra regione, dice il governatore della Calabria Roberto Occhiuto di Forza Italia. Una quarantina di indagati, i politici pizzicati da Gratteri sono tutti di marca PD. Non è una coincidenza, ma è il segno dei tempi. Le mafie stanno con chi comanda e nell'arco temporale delle indagini 2014-2020 a dare le carte in regione era il centro-sinistra con l'ex governatore Mario Oliverio, ex europarlamentare area D'Alema Massimo Paolucci, il potente ex assessore Nicola Adamo, la collega Antonella Rizzo, l'ex capogruppo regionale del PD Romeo, l'ex consigliere del PD 73enne Enzo Sculco, la figlia Flora che ne ha ereditato lo scranno grazie a 9.000 voti, il presidente del Crotone Calcio Gianni Vrenna, Stefano Strini, ex genero del patron Parmalat Calisto Tanzi, e una pletora di figurine di secondo e terzo piano. Abbiamo arrestato 41 presunti innocenti per associazione a delinquere di stampo mafioso, tutti i reati di mafia e tutta la gamma dei reati sulla pubblica amministrazione, dalla turbata libertà degli incanti alla corruzione. Potevano chiamarla all-in, come a poker quando si punta tutto su un cavallo vincente, scrive
Ancora il giornale. I soldi erano quelli della cosca di Papanice, 'ndrangheta di serie A, dice Gratteri, che investiva i capitali accumulati illecitamente per contaminare l'economia legale, dal commercio di bestiame alle attività immobiliari, anche in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, grazie a imprenditori di riferimento che hanno agito nell'interesse 'ndranghetista, dicono gli inquirenti, aiutati nell'inchiesta dal supporto della BKA, la Polizia Federale tedesca. Perché? Perché è in Germania che finiscono i soldi dell''ndrangheta, grazie a hacker tedeschi che movimentavano denaro attraverso operazioni finanziarie, intervenendo tecnicamente sui conti bancari, creando frodi di portata internazionale attraverso operazioni di riciclaggio collegate ad alcune falle nel sistema creditizio create apposta in alcuni circuiti di banche estere. Secondo le indagini, ingenti somme di denaro venivano portate soprattutto nell'est Europa e fatte rientrare in Italia attraverso carte di credito legate a circuiti POS manomessi, grazie a collusi e preziolati funzionari di banca stranieri. A capo della cosca dei Papaniciali c'è Domenico Megna, detto Mico o zio Mico, legato alla famiglia Vrenne Bonaventura, collegato col clan Grande Aracri di Cutro, mandante dell'omicidio del rivale Salvatore Sarcone nel 2014, freddato con 2 colpi di P38 alla testa. A Crotone dintorni tutto serviva per ottenere pacchetti di voti, favori in cambio di voti alla famiglia del potentissimo 73enne Sculco, la cui carriera è divisa tra la politica e il sindacato CISL. Le illecite ingerenze venivano orchestrate sotto un ombrello pubblico che comprendeva il comune di Crotone, le società partecipate, la provincia di Crotone settore strade e viabilità, la società Crotone Sviluppo, l'Aterp regionale e la SP di Crotone. L''ndrangheta lucrava anche nel progetto di recupero e valorizzazione archeologica dell'antica Croton attraverso incarichi tecnici in favore di ingegneri locali legati al sodalizio e grazie ad alcune irregolarità nel rilascio di autorizzazioni per infrastrutture edilizie, assunzioni fraudolente, affidamenti illeciti, spartizione delle nomine. 3 business del crotonese erano cosa loro: il gioco, giochi, settore scommesse, gaming, i servizi di vigilanza privata, l'esportazione di prodotti tipici calabresi, con l'aggravante che spesso era la popolazione a rivolgersi alla cosca per ottenere favori personali, dando in cambio sostegno e appoggio, dice il comandante del reparto anticrimine di Catanzaro, Giovanni Migliavacca. Così, conclude il giornale, grazie al Partito Democratico, i boss dell''ndrangheta spadroneggiavano anche in regione. In retroscena volevano influenzare Zingaretti e Boccia, dice il GIP, politici locali in pressing per avere una legge a favore degli indagati. Droga, armi, omicidi insoluti, appalti, concorsi truccati, dalla sanità alle case popolari, smaltimento di rifiuti, tutto in spregio a qualsiasi regola e sotto gli occhi di tutti. La Calabria, scrive ancora Felice Manti sul giornale, sforna l'ennesima sceneggiatura da poliziesco di serie B. Purtroppo sembra tutto vero. L'ombra del malaffare si allunga anche sul Crotone Calcio, sporcando le gesta sportive che questa squadra aveva conseguito negli anni. Ma è il centro-sinistra calabrese a uscire devastato da questa indagine, che creerà una scossione anche nelle altre procure calabresi, da molto tempo a secco di indagini tra 'ndrangheta e politica. Negli uffici della regione, a Catanzaro, secondo le indagini condotte da Nicola Gratteri, era in corso una spartizione gestita in incontri conviviali tra il 2017 e il 2018 tra l'allora presidente della regione Oliverio e Enzo Sculco dei Democratici, che avrebbe fatto convergere voti suoi a sostegno del centro-sinistra in cambio dell'appoggio alla candidatura di sua figlia Flora, effettivamente eletta nel 2020. Stesso cliché per l'ex assessore Nicola Adamo e per Sebastiano Romeo, consigliere regionale di Reggio Calabria, già sfiorato da indagini su mafia e politica. Il DOUT DES si sarebbe conclamato grazie a una sequela indeterminata di reati serviti a far crescere il peso elettorale degli Sculco. Il sodalizio sarebbe stato in grado di condizionare il voto 17 alle comunali di Crotone, far assumere e ricollocare manager ed ex politici grazie ai soldi della regione, imporre nomine nella sanità e nell'ATERP che gestisce gli alloggi pubblici. Secondo gli inquirenti, l'azienda sanitaria crotonese sarebbe stata occupata grazie all'appoggio dell'ex presidente Mario Oliverio, tanto da condizionare nomine a dirigenti di 2 potenziali capi bastone dell''ndrangheta e la contestuale rimozione del manager Sergio Arena
da direttore della SP perché sgradita a Sculco. Al suo posto è nominato Antonello Graziano, che secondo i magistrati era soggetto gradito al sodalizio. Quanto ai vertici nazionali del PD, sapevano, ma non hanno controllato a dovere, si legge nelle 200 pagine del provvedimento. In una pagina si fa riferimento a un emendamento fatto approvare nel milleproroghe per evitare le elezioni del presidente della provincia di Crotone. Sapevano, ma non hanno controllato i vertici del PD. L'abbiamo fatta un po' lunga, ma meritava. Intanto, capitolo russo, russo-ucraino, bielorusso, Lukashenko, Prigozhin, mezz'ora di insulti al telefono, guarda che Putin ti schiaccia, dice il presidente della Bielorussia, raccontando i negoziati con il capo della brigata Wagner. Ti schiacceranno a metà strada come una pulce. Queste le parole che il presidente bielorusso Lukashenko ha usato sabato, racconta ADN Kronos, durante i negoziati con il fondatore della brigata Wagner, Yevgeny Prigozhin, per convincerlo a fermare la sua avanzata verso Mosca. Lo ha rivelato lo stesso presidente Lukashenko. Ho detto, guarda che nessuno ti darà né Shoigu né Gerasimov, cioè i vertici militari russi. In particolare in questa situazione conosci Putin bene quanto me, ha detto il presidente bielorusso raccontando il suo dialogo con Prigozhin e riferendosi alle richieste di Prigozhin di destituire il ministro della difesa e il capo di Stato Maggiore russi, cioè appunto Shoigu e Gerasimov. Lukashenko ha poi aggiunto che ha detto a Prigozhin: in secondo luogo non ti incontrerà Putin, non ti parlerà nemmeno al telefono. Secondo il presidente bielorusso, Prigozhin è rimasto un po' in silenzio, poi ha tuonato: ma noi vogliamo giustizia, vogliono soffocarci, avanzeremo su Mosca. A quel punto Lukashenko mette in guardia Prigozhin: sarai schiacciato a metà strada come una pulce. Nonostante le unità dell'esercito siano impegnate sul fronte rilevante, gli ho detto di pensarci. No, mi ha risposto. Era euforico. Lukashenko dice poi di aver ricevuto una chiamata da Putin. Il leader di Minsk afferma che Putin era pronto a misure dure, ad eliminare gli insorti, ma che è stato lui, Lukashenko, a suggerirgli prudenza. E ha proposto di contattarlo. È inutile, non risponde al telefono, non vuol parlare con nessuno, ha risposto Putin. Allora Lukashenko ha detto che avrebbe provato lui. Secondo Lukashenko, il generale russo Yevkurov, ha svolto un importante ruolo nell'organizzare i negoziati. Sempre sul tema russo, c'è da segnalare la pagina 10 del giornale di oggi, il pezzo di Gian Michalessin. Putin salva i suoi, sono inutili ma innocui. Abbiamo evitato una guerra civile. A Mosca e dintorni gli amanti dei complotti ne sono certi, scrive Michalessin sul giornale di stamani. Vladimir Putin avrebbe usato le ore tra venerdì e sabato per capire chi gli era vicino e chi era pronto a saltare sul carro di Prigozhin e della Wagner. Da domenica si moltiplicano scommesse sui nuovi pretoriani pronti a sostituire traditori e inetti condannati alla rottamazione. Il più coriaceo degli inetti sembra per ora il ministro della difesa, Shoigu. Lo sciamano, come lo chiamano gli avversari, alludendo ai riti della catena siberiana da cui proviene, sembra pronto a cavarsela anche stavolta. A farlo capire il presidente bielorusso Lukashenko, che ha spiegato che Prigozhin ha rinunciato alla richiesta di far cacciare lui e il capo di Stato Maggiore Gerasimov. Passo indietro non da poco. La rimozione di Shoigu sembrava la condizio sine qua non richiesta per interrompere la cosiddetta marcia della giustizia della brigata Wagner, ma evidentemente Prigozhin non è in grado di rivendicare più nulla. E così, mentre lui volava verso l'esilio di Minsk, l'immarcescibile ministro Shoigu partecipava alla seconda riunione con Putin in meno di 24 ore. Insomma, Shoigu è stato redento, anche perché Putin ha fatto di tutto per santificare le forze armate apparse nel momento del bisogno lontane e inefficienti. A dar retta a Putin, le armate di Shoigu hanno invece impedito la guerra civile. Consapevoli del rischio di offrire un vantaggio al nemico, non hanno mosso una sola unità dalle zone di combattimento. Non sappiamo cosa sarebbe stato del paese, ha detto Putin, ma di certo molti risultati sarebbero andati perduti. Il regalo più evidente a Shoigu è stato poi l'elenco di soldi e armi trasferiti alla Wagner e a Prigozhin. Vorrei che tutti sapessero, ha detto Putin, che il sostegno della Wagner è sempre stato a carico dello Stato. 918 milioni di euro destinati alla Wagner tra il 22 e il 23 e 850 milioni incassati dal suo capo, Prigozhin.
una stoccata trasformatasi in assoluzione di Shoigu, accusato invece da Prigozhin di ruberie. Spero, ha concluso Putin, che nessuno abbia rubato nulla alla Wagner, o almeno non troppo. La caduta di Prigozhin, scrive Michele Sin, la redenzione del ministro Shoigu rallentano la marcia del governatore di Tula, Diumin, un ex capo delle guardie del corpo di Putin e delle forze speciali, dato tra i favoriti per la poltrona di ministro della difesa. Gli ottimi rapporti tra Diumin e i militari farebbero temere a Putin un ripetersi della vecchia vicenda Prigozhin, spingendolo a tenersi l'inutile ma innocuo Shoigu. Tra chi sgomita per ritagliarsi un posto al sole c'è anche Viktor Zolotov, capo della Guardia Nazionale, che Putin ha elogiato nei suoi discorsi di ieri, scrive ancora Gian Michalesin, aggiungendo poi infine che secondo lo Stato che, reduce da una carriera da capo di guardia del corpo del presidente, Zolotov ha raccontato di aver trascorso le ore della ribellione in costante contatto con Putin, una solenne autoglorificazione al termine della quale ha chiesto armi pesanti e carri armati. Putin non sembra propenso a cambiare gli uomini su cui si regge la stabilità del suo regno. Tra i comprimari esterni resta saldo anche il presidente Lukashenko, che ha fatto da cornice al Putin vittorioso, scrive il giornale. C'è poi un altro articolo di Roberto Fabbri dedicato a Prigozhin, un morto che cammina, l'ultima missione di Prigozhin a Minsk, aprire il nuovo fronte. Il capo della Wagner è giunto in Bielorussia. Per molti analisti ha i giorni contati, ma potrebbe essere ancora utile a Putin in Africa per attaccare la vicina Kiev. Lo zar ha imposto a Lukashenko di ospitare 10.000 miliziani, le armi pesanti all'Armata Rossa. Intanto, sempre sul tema, vi segnalo anche l'articolo di Daniele Raineri su Repubblica, a proposito della Wagner alla corte di Lukashenko in Bielorussia, base a Minsk, appunto, e cuore in Africa. Bandita da Putin dopo la rivolta, la milizia di Prigozhin prova a ricompattarsi nell'esilio in Bielorussia. È una presenza scomoda per tutti, ma l'obiettivo di quelli della Wagner è tornare ad arricchirsi al soldo dei paesi più instabili. E sempre su Repubblica c'è un'intervista all'ex capo dell'ufficio Russia dell'MI6, il servizio segreto britannico, vale a dire Chris Steele. Per Putin è l'inizio della fine, non sa come gestire la destra nazionalista, è stato bravo a sopprimere liberal e democratici, ma la Wagner l'ha costruita lui e ne dipende. Non credo che sarà al potere quando l'anno prossimo si terranno le elezioni degli Stati Uniti, dice l'ex dirigente dell'MI6 britannico, autore del dossier su Trump che aprì il Russia Gate. Per Putin è l'inizio della fine, dice Steele, non credo che sarà al potere quando si terranno le presidenziali americane del 2024. Su Atlantico Quotidiano c'è un'analisi comparsa ormai il 26 giugno scorso, quindi qualche giorno fa, ma la cito di nuovo, che comunque fonte di utili spunti di riflessione di Federico Punzi, altro che rafforzato, messa in scena o no, Putin non ne esce bene. Aver avuto bisogno, anche se fosse della messa in scena, tradisce debolezza e declino di autorità. Non ci pare proprio che qualcuno si sia messo a tifare per Prigozhin. Il punto è un altro, e vale a dire, il punto è che indipendentemente dai motivi e dalle finalità che hanno spinto Prigozhin, il colpo inferto alla credibilità e alla tenuta del sistema di Putin è di quelli da cui difficilmente un regime autoritario può uscire indenne. Non è un golpe in senso classico o una guerra civile, piuttosto sembra una lotta tra clan alimentata da clamorosi fallimenti militari e politici dell'operazione in Ucraina. Se le cose stessero andando secondo i piani, il Ministero della Difesa russo non sarebbe impegnato a liquidare la Wagner e la Wagner non avrebbe marciato su Mosca, argomenta Punzi. Questo è il contesto che i simpatizzanti del regime putiniano rifiutano di vedere. Prima dell'invasione dell'Ucraina dicevano che Putin non avrebbe mai invaso l'Ucraina, i piani di attacco erano disinformazione degli Stati Uniti. Ad invasione avviata dicevano che resistere era inutile, avrebbe prolungato solo l'agonia, la potente armata russa avrebbe sventrato l'Ucraina in breve tempo, per non parlare di chi ancora oggi nega l'evidenza delle atrocità commesse dai russi.
Ora di nuovo saremmo noi, scrive Punzi su Atlantico Quotidiano, a non aver capito nulla di quanto è avvenuto sabato. Sarebbe tutta una messa in scena, una mossa da geniale scacchista di Putin, non si sa bene a quale scopo. Qualcuno fa notare che ora la Wagner in Bielorussia sarebbe a 100 chilometri da Kiev. Ok, ammesso che abbia solo cambiato fronte, Putin aveva proprio bisogno di inscenare un quasi golpe per ordinare a Prigozhin di dispiegare la sua armata altrove? E se così fosse, non avrebbe comunque un problemino? Si rifiutano di vedere quello che è sotto gli occhi di tutti. Prima del 24 febbraio del 22, cioè l'invasione dell'Ucraina, un cambio di regime in Russia era impensabile e subito dopo appariva velleitario. Sabato scorso invece è stato il tema della giornata. Che non si sia concretizzato in questi giorni è secondario. Una evoluzione ritenuta impossibile in Russia fino a un anno e mezzo fa, oggi è entrata tra le possibilità. Forse non accadrà, ma l'innegabile realtà è che l'invasione russa dell'Ucraina si sta ritorcendo contro chi l'ha concepita, cioè sta destabilizzando il sistema di potere putiniano. Una nemesi storica, la minaccia esistenziale che si voleva portare all'Ucraina sta tornando indietro come un boomerang. In Russia, scrive Federico Punzi. Sul tema ancora, giusto per completare il quadro, vi segnalo anche un'analisi di Gianandrea Gaiani che compare oggi sulla Nuova Bussola Quotidiana. Putin esilia la Wagner, ma Prigozhin sarà ancora utile a Mosca. La preparazione di campi in Bielorussia per ospitare 8.000 soldati della Wagner esiliati da Mosca lascia pensare che lo spostamento di Prigozhin fosse già in preparazione. In Bielorussia sarà ancora utile a difendere gli interessi di Putin. Chiudiamo con il generale Fabio Mini, collaboratore del Fatto Quotidiano, che per il Fatto scrive un articolo a pagina 16 sulle favole dette in TV circa le cause, le azioni e gli effetti del, virgolette, golpe. Insomma, propaganda un'altra volta. 1000 verità per un solo evento. Le tessere di un mosaico tutto da definire o mattoncini di un Lego che possono servire a costruire qualsiasi cosa che faccia comodo a chi la sostiene. Il giorno dopo la rivolta mercenaria, le pagine e i salotti dei talk show, scrive Fabio Mini, pullulano di ipotesi e illazioni basate su versioni dei fatti di cui poco si sa. Gli stessi eventi dell'inizio della rivolta e della sua conclusione sono tutt'altro che verità. E lo scrive anche, lo documenta tale Simplicius nel suo Liceum del Pensatore. Questa è una citazione che, perdonate l'ignoranza, io non la conosco, questo soggetto fa Fabio Mini. In ogni caso, il tema di fondo è: ancora conosciamo troppo poco, eppure tutti i mattoncini dell'ego possono servire a costruire qualsiasi cosa che faccia comodo a chi la sostiene. Questa non è una novità perché vale un po' per tutte le questioni. Intanto Prigozhin è un morto che cammina, lo dice anche il politologo statunitense vicino a Joe Biden, Jan Bremmer, che dà per scontato che il capo della Wagner sia fatto fuori, un lancio dell'agenzia ANSA ripreso da Dagospia. Sarei molto sorpreso, dice il politologo statunitense, se fosse ancora con noi tra qualche mese. Putin ha imprigionato e assassinato persone per molto meno di quello che ha fatto Prigozhin. È inconcepibile che gli permetta di vivere più a lungo del necessario. Infine, il ricco capitolo dedicato alla questione russo-ucraina, che oggi riaffronteremo alle 9.30 con il nostro amico Ugo Poletti, il direttore di Odessa Journal, e la completiamo con il pezzo di Gabriele Catania su gli statigenerali.com. Il futuro della brigata Wagner e delle altre forze mercenarie russe ci riguarda e come. Quale sarà il destino dei mercenari della Wagner non è facile capirlo. Putin ha detto che potranno mettersi al servizio del Ministero della Difesa o dello Stato russo, tornare alle loro famiglie o andare in esilio in Bielorussia, ma per provare a elaborare uno scenario, guardare al passato può aiutare. Prima di tutto è utile ricordare che nel corso della storia russa non sono mancati i mercenari con ruoli di grande rilievo. Ed è la concezione neoimperiale di Putin a spiegare il moltiplicarsi di mercenari e gruppi paramilitari. Per Putin, le compagnie militari private e i gruppi paramilitari sono uno degli strumenti che si possono usare per ripristinare la dignità della Russia. Ovviamente non si tratta solo di tradurre in realtà delle narrative nazionaliste e di emulare le gesta degli zar. Ci sono anche ragioni molto prosaiche. Putin è un pragmatico. Nei 15 anni da membro del KGB
ha interiorizzato la cultura cinica di un'organizzazione che ha violato i diritti umani, ma che era improntata ai risultati e all'efficienza. Infatti, le compagnie militari e di sicurezza private gestite da oligarchi russi vicini al Cremlino sono usate per estendere il raggio d'azione militare di Mosca in modo low cost, cioè con la minima spesa, permettendo alla Russia di disconoscere il suo coinvolgimento e di prendere le distanze da eventuali perdite sul campo. Inizia così, poi c'è una lunga ricognizione di tutta la storia del mercenarismo, diciamo così, in Russia, il pezzo, peraltro interessante, di Gabriele Catania sugli statigenerali.com. Tra le altre notizie del giorno, questa è simpatica. Ho più amici gay che normali, ed è bufera su una consigliera di Fratelli d'Italia. Felicia Grazia Scaffidi, durante il Consiglio Comunale di Lissone, Monza e Brianza, ha anche aggiunto: li tratto come qualsiasi normodotato. Non accetto che mi venga data dell'omofoba. Ho più amici gay che normali e li tratto come tratto qualsiasi altra persona normodotata. Cioè fa venire in mente che Cozzalone, no? Gli uomini sessuali sono tali e quali come noi, quella canzoncina là, più o meno, solo che questa canzoncina è stata intonata nel Consiglio Comunale di Lissone. Veramente ho più amici gay che normali, ha poi ribadito, e vengono trattati allo stesso identico modo. È una persona illuminata, Felicia Grazia Scaffidi. Mentre vi segnalo, saltando veramente di palo in frasca, sull'agenda digitale, un articolo di Anna Cataleta dedicato alla regolazione dell'intelligenza artificiale. In Europa si sta predisponendo una legge, l'AI Act in sigla, Artificial Intelligence Act, cioè legge sull'intelligenza artificiale, le mosse americane comparate a quelle europee, in questo articolo pubblicato su Agenda Digitale. L'attuale testo della legge europea tratta anche dell'intelligenza artificiale generativa tipo ChatGPT, ma i tempi sembrano lunghi e nel frattempo si stanno muovendo dal punto di vista legislativo anche gli Stati Uniti. Sempre su Agenda Digitale poi c'è un utile documento dedicato al PNRR, che cos'è e tutte le sue novità. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ammonta complessivamente a 235,12 miliardi di euro. Per la prima missione dedicata a digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura sono stanziati 49 miliardi e 860 milioni. Tutti i dettagli li trovate in prima pagina in home page su Agenda Digitale. Mentre su Dagospia c'è la vicenda che riguarda Daniela Santanchè. Tra le altre cose spunta un fondo degli Emirati Arabi Uniti che ha salvato le società della ministra Santanchè. La Guardia di Finanza ha aperto un fascicolo sulla società Negma con sede a Dubai, investitori misteriosi, che ha prestato milioni di euro alle aziende in difficoltà della ministra Santanchè, incassando ricche plusvalenze e facendo crollare i valori delle azioni. I racconti dei dipendenti di una rivista acquistata dalla società Visibilia di Santanchè, si chiamava PC Professionale, la rivista, stipendi tagliati, liquidazioni o TFR spariti. Purtroppo però non è una prassi che usa solo la Santanchè, la usano anche tanti altri santerellini o meno in giro per il meraviglioso mondo della politica e dell'informazione. TFR spariti e quelle telefonate della pitonessa a chi aspettava invano un bonifico. Il pezzo di Antonio Fraschilla su Repubblica, risintetizzato su Dagospia. Le azioni sospette del fondo di Dubai che salvò le società di Santanchè. Sul sito invece dell'inchiesta vi segnalo la rubrica di Guia Soncini, l'avvelenata, che si occupa di uteri in affitto. Di gestante ce n'è una sola, la strana fissazione del sangue del mio sangue, che non è solo fascista ma anche di sinistra, scrive Soncini. In un'epoca in cui il dubbio viene considerato un gesto di ostilità, sarebbe interessante discutere di tutto questo desiderio di fare figli senza madri, sangue del mio sangue, che non è solo fascista, ma molto anche di sinistra, scrive Soncini. Invece Roberto Giardina, corrispondente sempre da Berlino, per Italia Oggi e per il Quotidiano Nazionale, su Italia Oggi di stamani ci fa fare un giro dentro la AfD, partito di Alternative für Deutschland, l'estrema destra tedesca che vince sempre più. In Germania ha avuto successo in Turingia, adesso si teme per le future elezioni politiche. Ma perché e di chi è la colpa? A pagina 13.
di Italia Oggi di stamani. Invece a pagina 7 torniamo all'Italia con una intervista di Alessandra Ricciardi a Paolo Natale, che ben conoscete perché spesso ha intervistato anche qui a Radio Libertà, politologo dell'Università Statale di Milano, consulente dell'Ipsos Sondaggi. L'opposizione ha toccato il fondo, osserva il professor Natale, siamo alla svolta, sono caduti i pilastri dello schema politico degli ultimi decenni. Che la coalizione di centrodestra avrebbe vinto anche in Molise era fuori discussione, ma nessuno poteva immaginare con queste proporzioni. Il centro-sinistra, nella sua alleanza con i 5 Stelle, esce da questa prova con le ossa rotte, sostiene il professor Natale. Il risultato del voto in Molise è il compimento di tutti i fallimenti dell'opposizione. Ora possiamo proprio dire che hanno toccato il fondo. Poi c'è un'intervista invece sulla Repubblica, pagina 19, a Pietrangelo Buttafuoco, che ha appena pubblicato il libro Beato lui, panegirico dell'arci-italiano Silvio Berlusconi, libro di Longanesi, edito da Longanesi, uscito il 19 giugno. Quest'oggi si occupa Buttafuoco di Giorgia Meloni. È lei l'erede di Berlusconi e porterà la destra fuori dai vecchi recinti. Quella che a noi sembrava onnipotenza della sinistra era solo marketing mediatico. Berlusconi ha cambiato la società, la politica era solo un pretesto. Giorgia Meloni ha già i suoi elettori, cioè gli elettori di Berlusconi. A proposito di punti di vista femminili, invece, e tornando al tema dell'utero in affitto, sul Tempo di Roma c'è un'intervista a Susanna Ceccardi, eurodeputata leghista. L'utero in affitto è una forma di schiavitù, un bambino non si dona come se fosse un oggetto, così si creano orfani, è un'aberrazione. Per soldi delle donne si prestano a generare figli che vanno ad altri. Per fortuna alcune sentenze dal Tribunale di Milano alla Corte Europea dei diritti dell'uomo appoggiano la scelta del governo. A sinistra dicono maternità surrogata, come se usare termini edulcorati cambi la sostanza delle cose. Dal Quotidiano Nazionale, infine, prima di andare a vedere dettagliatamente, anzi tutt'altro che dettagliatamente, ma prima di andare a dare un'occhiata alle prime pagine di stamani, ci sono 2 pagine che ci presentano 2 storie di individui solitari, ciascuno a suo modo. Dalle icone all'orto, Suor Laura, un'eremita moderna che incanta la Val Camonica. Da 18 anni vive sui monti di Niardo, nel Bresciano. La solitudine la concilio con l'incontro, dice Suor Laura, e così è diventata un punto di riferimento per decine di fedeli. L'ospite è un sacramento, dice lei. La mia è evangelica indifferenza, che non significa non interessarsi delle persone. Vivo solo facendo ciò che ho dentro, facendo sì che ciò che ho dentro non conosca barriere. Affascinante storia, a suo modo, di Suor Laura, Niardo, Valcamonica, è a pagina 18 del Quotidiano Nazionale. E a pagina 19 abbiamo un altro eremita sociale, una specie di ossimoro, di contraddizione, a Cinisello Balsamo però. Si chiamava Aldo, 30 anni sulla stessa panchina. Romualdo, detto Aldo Muciaccia, ha vissuto per 30 anni sulle panchine del centro di Cinisello Balsamo, tra Piazza Gramsci e Villa Ghirlanda. È stato ucciso da un malore. Il ragioniere clochard, amico di tutti, musicista dilettante, dormiva in piazza Gramsci, dice il sindaco di Cinisello Balsamo, vivrà nel cielo che gli ha fatto da tetto. La storia è raccontata a pagina 19 del Quotidiano Nazionale di oggi. Detto ciò, andiamo a vedere per sommi capi le prime pagine dei quotidiani. Partiamo come al solito da Avvenire. Qui si dà rilievo alla missione del presidente della CEI, che pubblica lo stesso quotidiano di ispirazione cattolica, ovvero Zuppi. Il cardinale Matteo Zuppi è a Mosca da ieri sera, è arrivato alle 19:20 ora italiana nella Nunziatura Vaticana per la seconda parte della missione di pace affidatagli da Papa Francesco, che lo aveva già portato in Ucraina il 5-6 giugno. Oggi e domani, in coincidenza con la festa di Pietro e Paolo, molto venerati anche nel mondo russo ortodosso, l'arcivescovo di Bologna Zuppi, presidente della CEI, avrà una serie di incontri. L'agenda non è stata resa nota. Dovrebbe però visitare il patriarca Kirill e un rappresentante di Putin, se non proprio lo stesso presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin. Unico impegno, trapelato per ora, la celebrazione della messa domani nella cattedrale cattolica di Mosca, scrive il quotidiano Avvenire. Poi c'è la questione della Nigeria che abbiamo visto prima nell'articolo di tempi.it, anche il
Quotidiano Avvenire ne parla in prima pagina, non passa settimana che dalla Nigeria non arrivino notizie di sequestri di sacerdoti cattolici. Nigeria che soffre il dramma, preti rapiti, ma anche persone ammazzate e poi tutti assolti, come abbiamo visto su tempi.it. Alluvione, poteri a figliuolo e col cellulare patente sospesa. Questo per quanto riguarda la ricostruzione post-alluvione e le nuove misure del codice della strada. Corriere della Sera si occupa invece del cambio al vertice di Banca d'Italia. Arriverà Fabio Panetta come nuovo governatore di Banca Italia a novembre, era l'uomo che Giorgia Meloni voleva ministro dell'economia e intanto la Banca Centrale Europea annuncia un nuovo rialzo dei tassi di interesse. L'Alpino Figliuolo, esperto di logistica in prima linea in Emilia-Romagna per il post-alluvione, questo sottolinea ancora il Corriere in prima pagina, mentre diamo uno sguardo anche all'apertura del Fatto Quotidiano, dedicato come da 2 giorni a questa parte alla ministra Santanchè. Casa al Pantheon, la Maserati pagata da Visibilia, una ministra in fuga, la maggioranza rinvia al 5 luglio. Il dibattito alla Camera, dipendenti non pagati o licenziati, debiti con fisco e fornitori. Sembra di riconoscere la storia di qualcosa che conosco molto bene, ma per lei il bolide da 77.000 euro e l'alloggio da 19.000 euro, più spese per Ciak, però la redazione della testata dedicata al cinema neanche c'era. Spariti anche i TFR dei lavoratori, ma questa è una simpatica prassi che adottano in tanti. Nel 2022 sono saliti sia il PIL sia il numero degli italiani che si rivolgono alla Caritas, scrive il Fatto sopra la testata di oggi, e 1 su 5 è occupato. È il cosiddetto lavoro povero. Tu lavori, ma prendi talmente pochi soldi che sei un povero, un fenomeno che il governo ignora. Il singolare è piuttosto sbagliato, che i governi ignorano, verrebbe da dire. Ma comunque, al di là di questo, dalla prima pagina del Fatto di stamani, il petrolio russo arriva comunque in Unione Europea grazie alle grandi compagnie, alle big oil europee, da Mosca all'India e senza sanzioni attraverso le triangolazioni, il petrolio di Putin arriva lo stesso in Europa. Il golpe della brigata Wagner intanto aiuta il super falco atlantico Stoltenberg a restare alla guida dell'Alleanza Atlantica della NATO. Nel frattempo in Bielorussia sono arrivate alcune simpatiche testate atomiche e Lukashenko disse a Prigozhin: guarda che fai la fine dell'insetto, Vladimiro ti schiaccia come un insetto. Sempre dalla prima pagina del Fatto Quotidiano, rifiuti, trasporti e Gualtieri, il sindaco, sono i 3 disastri di Roma. Per l'alluvione c'è Figliuolo, questo l'abbiamo già visto, e poi c'è un signore ubiquo, tal Nastasi. Voi non lo conoscerete, ma è uno dei cosiddetti boiardi di Stato. È un uomo che viene nominato di qui, di là, poi ancora di là, poi di là ancora, poi di qui, poi di nuovo di là, a 100.000 poltrone alla SIAE, nel CDA di Iervolino, il nuovo padrone dell'Espresso. Salvatore Nastasi, segnatevi questo nome, andate su Google e troverete quante cadreghe c'ha sotto le chiappe quest'uomo. Marco Travaglio si occupa, quante volte Figliuolo, punto di domanda, appunto del generale omonimo, senza offesa per lui e per i 27 nastrini che gli piastrellano il lato sinistro dell'uniforme, zavorrandolo a terra contro le folate di vento. Il generalissimo Francesco Paolo Figliuolo ci ricorda, per versatilità, un personaggio di Carlo Verdone in Troppo forte, l'avvocato Gian Giacomo Pignacorelli in Selci, interpretato da Alberto Sordi, che di punto in bianco dimentica l'arte forense e diventa ballerino coreografo, passando dalla toga alla tutina aderente, dalle arringhe ai passi di danza sull'aria di O Cicciornie e abbandonando gli attoniti clienti, a cominciare da Verdone, Oscar Pettinari, che neppure riconosce. Calmati, giovane, fammi riflettere un momentino. Ma chi sei? Il fruttarolo? Le 2 anziane sorelle fanno coraggio al giovanotto, scrive Marco Travaglio, che ci piacciono assai i film di Verdone e ce lo racconta quasi per intero nell'articolo di oggi. Le 2 anziane sorelle fanno coraggio al giovanotto, ricordando che quando l'avvocato faceva il dentista, cavò 3 denti al fruttivendolo che gli fece causa perché erano tutti sani. Alle pareti le foto delle sue precedenti incarnazioni, accanto a Papa Giovanni e a Togliatti. Analogamente, nel breve volgere di 2 anni, Penna Bianca Figliuolo è passato da comandante della logistica dell'esercito a commissario Covid.
autore di una autoagiografia scritta a quattro mani con Severnini, stratega del comando operativo vertice interforze, eccetera. Insomma, sto figliuolo ne ha fatte troppe di cose anche lui. Ha troppe poltrone sotto le sue auguste terga, secondo Marco Travaglio. Il giornale apre la prima pagina con un titolo a tutta pagina che fa il verso a una insopportabile pubblicità: tassi amari per l'Italia. La Banca Centrale Europea li alza ancora. Christine Lagarde aumenta il costo del denaro anche a luglio e accusa le imprese per l'inflazione. Il governo è furioso. Tajani risponde da par suo alla presidente della BCE, così ci manda in recessione. A Banca Italia arriva Panetta, il Draghi Boy predestinato, poi il nuovo codice stradale e il murale di Berlusconi tra le case popolari, una volta popolari perché adesso costano 100.000 euro al metro quadrato, quelle dell'Isola dove nacque Berlusconi, a Milano appunto. Berlusconi torna nel suo quartiere. L'opera di Alessandro Palombo in via Volturno, gli è stata dedicata una via alla Bella, cioè mettendo su appunto una sua immagine con via Silvio Berlusconi su un muro di via Volturno dove Berlusconi abitò e nacque. In quel dell'Isola, quartiere di Milano, appunto tutt'altro che popolare oggi, mentre 'Ndrangheta e affari, l'abbiamo visto prima, il pezzo di Felice Manti sui politici del PD indagati a partire dall'ex presidente della regione Mario Oliverio. L'amorosa di Elly Schlein che fa la clac a Saviano in aula è stata citata da Saviano tra i suoi testimoni nella causa contro Meloni e Salvini, definiti due bastardi, mi sembra una roba del genere, per cui Saviano è stato citato a giudizio. E poi l'ultima missione dello zombie Prigozhin. Ma lasciamo il giornale, sguardo veloce anche al quotidiano nazionale, il giorno, la Nazione, il resto del Carlino. Come al solito sono due gli argomenti, uno incorniciato da fotografia è Figliuolo, commissario per l'alluvione, e Zuppi a Mosca, ma l'Ucraina frena. Inutile la missione del cardinale Zuppi, secondo Zelensky, il presidente della CEI, vedrà il patriarca Kirill, tenterà di incontrare Putin. Ma Zelensky è molto freddo, non ci fidiamo del Cremlino. Intanto lo zar disarma la Wagner. Vediamo anche la prima pagina del Mattino di Napoli. Qui c'è una notizia in apertura diversa dalle aperture degli altri quotidiani, cioè gli aiuti per l'estate per le bollette. Il Consiglio dei Ministri proroga fino a settembre lo sconto alle famiglie sull'energia. Arrivano i sostegni estivi per le famiglie italiane alle prese col caro bollette. Il Consiglio dei Ministri ha deciso di prorogare fino a settembre lo sconto sull'energia. E dal Mattino passiamo al Tempo di Roma. Il quotidiano romano apre con il figliuolo prodigo, cioè l'ex commissario Covid a cui è affidata la ricostruzione dell'Emilia alluvionata. In Molise il successo di Forza Italia, molto male il PD, il rialzo dei tassi di interesse deciso dalla Banca Centrale Europea e poi il ministro dell'istruzione Valditara che aveva chiesto a chiare lettere e mandato gli ispettori alla scuola di Rovigo, così ai 3 studenti che avevano sparato pallini alla professoressa e avevano ciò nonostante preso 9 in condotta, sono stati abbassati i voti. Con che faccia direi non lo so, perché se tu avevi stabilito che quelli dovevano prendere 9, arriva il ministro e tu torni indietro, boh. Gli insegnanti sono capaci di tutto. Il consiglio di istituto si è riunito ieri e ha deciso di seguire l'indicazione del ministro, pur confermando le promozioni dei ragazzi. Altra lettura, cioè diamo un contentino a quel cretino del ministro, gli abbassiamo i voti in condotta, ma li promuoviamo uguale. Sempre bello comunque, sarebbe la morale della favola in tutti i casi. Dal Tempo andiamo a Repubblica. Repubblica apre con le spine di Panetta, il nuovo governatore della Banca d'Italia. Quali sono le spine di Panetta? Il governo indica il membro italiano nel comitato della BCE, cioè Panetta, come successore di Visco alla Banca Centrale, alla Banca d'Italia. Ma su MES, tassi e PNR, tensione con l'Unione Europea. Saranno queste le spine di Panetta. Mentre c'è da segnalare ancora che cosa il nuovo codice della strada, tolleranza zero, la brigata Wagner che ora ha uno stato, cioè la Bielorussia è diventata lo stato di riferimento della brigata Wagner, il ministro Schillaci che parla della sanità pubblica, non smantello, cerco 3 miliardi in più. Il governo non ha mai detto di voler privatizzare la sanità, però molti problemi attuali sono eredità degli ultimi 20 anni, dobbiamo cambiare modello. A dirlo in un'intervista a Repubblica, pagina 23, il ministro della Salute Schillaci, che cerca 3 miliardi per tamponare le falle del sistema sanitario. Dalla Repubblica alla
con sorella torinese, La Stampa, il governo contro la BCE e l'apertura, poi voleva uccidere tutti, questo è il titolo dedicato a Putin. Poi Lukashenko dice l'ho convinto io a salvare Prigozhin e la Wagner. Scusate se rido, ma il titolo della Stampa induce a una certa comicità, anzi a una certa ilarità. Intanto giù i voti in condotta. Io sto con Valditara, scrive la professoressa in pensione Paola Mastrocola, consorte del professor Luca Ricolfi, a pagina 29. Vediamo un po' come argomenta la questione Paola Mastrocola nella pagina dei commenti della Stampa, tra un po' ci arriviamo, anzi ci siamo arrivati. Una insegnante non dovrebbe mai supportare alcun tipo di sopruso, a meno che mai una violenza, tollerare un affronto, anche solo verbale, un insulto, una disobbedienza, un dileggio. Non dovrebbe mai far finta di niente e abbozzare come se nulla fosse, nemmeno di fronte a una classe che, nonostante i richiami, osi far chiasso mentre si fa lezione. Un insegnante non dovrebbe accettare nulla di ciò, prima di tutto come persona e poi come rappresentante di un'istituzione, per il ruolo che egli ricopre all'interno di quella istituzione. Perché il primo valore su cui si fonda ogni convivenza sociale è il rispetto. Tuttavia, bisogna anche rispettare le pause. Sono le 8:32, siamo in ritardo di 2 minuti. Il rispetto della pausa è sacro. Dopodiché abbiamo anche un brano musicale scelto dal nostro sempre ottimo, anzi eccellente fra gli ottimi, Federico. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, l'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti, l'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro annui. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia. Una scelta di valore. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Cala leggermente la potenza dell'anticiclone africano Scipione e ciò permette l'infiltrazione di alcune note instabili. Al mattino nubi schiarite sulle regioni settentrionali, dove potranno anche formarsi degli addensamenti e verificarsi dei rovesci, possibili anche su Toscana e Marche. Sempre buono altrove. Nel pomeriggio tendenza allo spostamento di rovesci e temporali dal nord verso il centro, specie aree interne. Situazione invariata sui restanti settori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato le previsioni del giorno.
E questo era Richard Rogers con Something Good dall'opera The Sound of Music. Nasceva oggi, il 28 giugno 1902, compositore di musica fin da giovane età. E ha fatto molti musical che sono rimasti impressi nella storia. Ridiamo subito la linea a Giulio Cainarca. E molti pezzi che hanno fatto anche la storia del jazz. Grazie a Federico Borsari, come dicevo prima, sempre eccellente tra gli ottimi anche in campo musicale. Noi torniamo a questo pezzo appunto di Paola Mastrocola sul fatto che bisogna che gli insegnanti che rappresentano le istituzioni non cedano mai a qualsiasi forma di violenza, neanche verbale, nelle classi. Non bisogna che l'insegnante accetti nulla di tutto ciò, perché è anche il rappresentante di un'istituzione. Il primo valore su cui si fonda ogni convivenza sociale è il rispetto, scrive Mastrocola, e dove manca il rispetto, nessun tipo di lavoro e di collaborazione è più possibile in nessun ambito, ma più che mai nella scuola, visto che la scuola ha in carico, insieme alla famiglia, l'educazione dei ragazzi. Credo, scrive Mastrocola, che un insegnante dovrebbe avere più fiducia in sé, credere egli stesso per primo nel suo ruolo e nella sua personale autorevolezza e trovare il modo migliore di farla valere difendendo la sua dignità. Benissimo quindi che il ministro Valditara, invertendo una rotta pluridecennale, abbia deciso di non chiudere un occhio e di intervenire nella faccenda dell'istituto di Rovigo, dove un ragazzo ha sparato pallini di gomma contro l'insegnante e il consiglio di classe gli ha dato ora, in pagella, per tutta risposta, un semplice vergognoso 9 in condotta, quasi un premio. Malissimo che sia dovuto intervenire il ministro a chiedere conto e a riconvocare gli insegnanti perché rivedano il loro giudizio. Avrei preferito un consiglio di classe in grado di autodifendersi, prendendo autonomamente provvedimenti più severi. È un po' aberrante, scrive Mastrocola. Capisco che l'insegnante si trovi spesso solo, indifeso, a proteggere se stesso e i suoi allievi, a barcamenarsi con regole inesistenti o sempre disattese, a trovare una soluzione solitaria di cui non è mai certo, ad applicare quegli inefficaci strumenti residui che rimangono, i voti, sempre poi ribaltati per una ragione o per l'altra agli scrutini, e le note sul registro, che come tutti sanno non hanno mai contato niente, ma ci deve almeno provare, soprattutto di fronte a dati così indiscutibilmente gravi come a Rovigo. Possibile che l'uso di una pistola ad aria compressa contro un insegnante sia valutato così poco nel voto di condotta? Possibile che la condotta sia soltanto una voce irrilevante in pagella? Per fortuna il ministro Valditara ha affermato ieri quanto sia importante dare maggior valore al voto di condotta e che alla sospensione siano preferibili i lavori socialmente utili. Ci vuole più scuola, non meno scuola, quando un ragazzo si comporta da bullo, ha detto Valditara. Sono d'accordo, conclude Paola Mastrocola, ma vorrei intendere più scuola nel vero senso della parola, cioè più studio, più impegno. Non so, dare un mesetto aggiuntivo di scuola vera ai cosiddetti bulli, magari al pomeriggio, più che indirizzarli a servizi sociali o corsi e lezioncine sulle varie problematiche. Che la scuola faccia la scuola, contando sulla sua forza. Solo così, al di là del sostegno più che mai apprezzabile del Ministero, gli insegnanti riacquisteranno la loro dignità, scrive sulla Stampa Paola Mastrocola. Torniamo brevemente alla prima pagina della Stampa, l'eredità di Berlusconi, 100 milioni a Marta Fascina, e questo l'abbiamo detto prima. Il buongiorno di Mattia Feltri oggi si intitola Alla sovietica. In che senso? Ogni tanto salta su qualcuno e se la prende coi famosi modelli negativi offerti dalla TV. L'ultima, l'altro giorno, è stata Giorgia Meloni, ardente di tolleranza zero alla droga, nel proclamarsi sconcertata dalla serie di Netflix Breaking Bad, in cui si fa un eroe di uno spacciatore. Forse ricorderete quando Silvio Berlusconi denunciò il danno all'immagine d'Italia provocato dalla piovra con tutti quei mafiosi fascinosi e poi da Gomorra con tutti quei camorristi in sneakers con turbanti per i ragazzi e nell'occasione trovò un'alleanza con Luigi De Magistris. Ma se vi fate una passeggiata su Google troverete un Matteo Salvini furioso con The Bad Guy in cui tracolla il ponte sullo stretto e un Federico Mollicone scandalizzato da Peppa Pig, laddove compare un porcellino con due mamme. Come si vede c'è anche qualche incursione nell'umorismo involontario, ma da sempre, quando si sta al governo, si vorrebbero una TV e un cinema, e più in generale un'arte, dedicate a raccontare il mondo nuovo e bello, un po' alla Frank Capra, un po' alla sovietica, dove ogni riga, ogni nota avevano da essere in sintonia col tiranno.
Secondo la logica meloniana, il nostro sconcerto andrebbe esteso a Fuga da Alcatraz, dove si fa un tifo indiavolato per l'evasione del rapinatore Clint Eastwood, e a un altro milione di film dalla parte dei banditi, spesso col pregio di dimostrare che il confine fra il bene e il male è una faccenda complicata, molto più di come la mette chi pensa che i buoni stanno al governo e i cattivi devono stare in galera, scrive. Oggi era facile facile Mattia Feltri, mentre La Verità di stamani apre con un virgolettato: guadagni illeciti dei Benetton. Viene fuori dalle indagini della Procura di Roma e ne parla Giacomo Amadori. Truffa e peculato, ci sono i primi indagati. Sapevano da anni che il ponte Morandi rischiava di crollare. I PM romani hanno acquisito documenti nella sede di Autostrade. L'inchiesta si concentra su mancate opere e manutenzioni a fronte di costanti aumenti di pedaggi che in gran parte sarebbero finiti in tasca alla famiglia Benetton. Di spalla c'è Putin che normalizza la brigata Wagner e poi lo spot tedesco che trucca le carte per sputtanare l'Italia. Che roba conturbante è mai questa? A pagina 5. Lo spot del colosso tedesco umilia l'Italia con la scusa della guerra contro la siccità. La pubblicità di E.ON, industria energetica tedesca, mostra il lago di Garda in secca, ma le piogge hanno riportato l'acqua a livelli normali. Trentino e Lombardia protestano. Queste immagini danneggiano il turismo. Maurizio Belpietro si occupa dei 16 miliardi che gridano vendetta, la buona uscita, caso Benetton, in prima pagina sulla Verità. Il processo per il crollo del ponte di Genova, morirono 43 persone, ci riserva ogni giorno una sorpresa. L'ultima ieri, una telefonata fra Gianni Mion e Alessandro Benetton, l'uomo chiave della famiglia e il figlio del patriarca, parlano delle pressioni esercitate dal governo affinché i Benetton lascino Autostrade per l'Italia. È il 2020, Giuseppe Conte, presidente del Consiglio. Da mesi, mentre l'inchiesta della procura langue, Palazzo Chigi prova a trovare la via d'uscita. Il governo vuol salvare la faccia, evitare di celebrare il secondo anniversario della strage con il gruppo di imprenditori veneti sempre al comando. Urge trovare una soluzione. Da quel che si capisce, la possibilità di sbloccare l'impasse esiste, pagare di più. Non ne fa mistero Mion, il quale, se in aula, quando è sotto il fuoco di fila delle domande di PM e avvocati, sembra un agnellino stupito di fronte all'avidità dei Benetton, dall'altra parte invece svela il vero volto di manager scafato, pronto a negoziare fino all'ultimo per un centesimo in più. In questo caso non centesimi, ma miliardi, e dunque Mion punta i piedi per conto dei padroni. Se i Benetton se ne devono andare, qualcuno deve sborsare una montagna di quattrini. Alla domanda se alla famiglia Benetton non convenga mollare Aspi, Mion replica: certo, però non con l'esproprio proletario che stanno organizzando, e Alessandro Benetton concorda. Mion rincara sostenendo che l'operazione è orchestrata da Cassa Depositi e Prestiti, che si farebbe proporre condizioni che rendono non interessante l'investimento con lo scopo di abbassare il prezzo. D'altra parte, dice Mion, l'uomo della finanza del gruppo della famiglia Benetton, in caso di revoca della concessione l'indennizzo è uguale al patrimonio netto, quindi praticamente niente. Stiamo parlando di miliardi e di soldi di cui si discute dopo che il ponte ha travolto la vita di 43 innocenti, ma Mion, che all'improvviso si è ricordato di una riunione in cui si parlò senza far niente del possibile crollo del ponte Morandi, dice che Aspi, al valore del patrimonio netto, è un esproprio proletario, riconoscendo l'intero patrimonio lordo meno i debiti. Cioè lui sa che alla famiglia conviene la ritirata per poter far dimenticare la strage, e Alessandro Benetton concorda. Ma poi tutto si riduce a quanto lo Stato è disposto a pagare come buonuscita. Se azionasse la revoca della concessione, come minacciato all'inizio da Giuseppe Conte, l'indennizzo equivarrebbe a un esproprio proletario. Insomma, sepolti i morti, un anno e mezzo dopo il disastro, la questione si riduceva ai soldi, non quelli che il concessionario doveva dare allo Stato italiano per non essersi accorto del rischio di crollo, nemmeno il denaro per risarcire i familiari delle vittime. No, i quattrini di cui si discute sono quelli che i Benetton vogliono per farsi da parte e che il pentito Mion, che in tribunale ha vuotato il sacco, forse sperando che nessuno gli chieda conto delle sue responsabilità,
vuole portare a casa per far contenti i Benetton. Alla fine la trattativa sulla pelle dei morti si concluderà con una plusvalenza miliardaria per la famiglia Benetton. Tra incasso della cessione di Autostrade e riduzione dei debiti di Autostrade per l'Italia, il vantaggio per la holding del gruppo è stato di 16 miliardi, una cifra monstra. 16 miliardi che gridano vendetta, scrive Belpietro. Poi a centropagina sulla Verità di oggi, maggioranza Ursula finita, la legge Green pure, siamo in Europa. I socialisti non riescono a far passare la norma estremista, parte del Partito Popolare Europeo si schiera con i conservatori e fa saltare il disegno di Timmermans. Esultano Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia, preludio di un nuovo assetto europeo. Poi l'inchiesta calabrese che coinvolge l'ex presidente PD della regione Calabria, Oliverio, ne parla Fabio Amendolara, associazione delinquere e mafia, nei guai anche l'ex governatore del Partito Democratico. A chiudere, Francesco Bonazzi, spararono alla prof, una toppa sullo scandalo, dopo l'intervento del ministro, rivisto il voto in condotta, ma comunque promossi gli sparatori, e Marcello Veneziani, occhio a chi leggete, notizie false su di me in Rai, così certi giornali fanno informazione. Ma allora vai davvero a condurre un programma in Rai? È un tormentone che mi perseguita da giorni. Finora ho semplicemente negato, mi secca perfino parlarne. Avverto fastidio, scrive Marcello Veneziani in prima pagina sulla Verità, a parlare di me e delle mie cose. E comunque no, non andrò a condurre un programma sulla Rai e non chiamatemi meloniano. La storia della co-conduzione di Rebus non esiste neanche come vago contatto. Sono 30 anni che mi attribuiscono ministeri e trasmissioni quando vince la destra. Per decenni ti considerano morto, poi ti tirano fuori dal sarcofago per affibbiarti ruoli immaginari nel servizio d'ordine televisivo della Premier, scrive Marcello Veneziani. Vediamo anche Libero, la prima pagina di Libero è dedicata stamani al commissariamento del PD dopo l'alluvione della Romagna. Il generale Figliuolo gestirà la ricostruzione. L'ex sindaca di Torino Appendino come Grillo, condannata per omicidio colposo, e la compagna di Elly Schlein sta con Saviano nel processo per gli insulti a Giorgia Meloni. L'Italia furiosa con le scelte della Lagarde. Alessandro Sallusti sui passaporti impossibili, fateci almeno andare in vacanza. Oggi è il 28 giugno, vigilia di vacanze, e invece la maledetta burocrazia si intrapone, scrive, intraporre. Controlleremo sul vocabolario se esiste il verbo intraporre. Comunque la burocrazia si intrapone, scrive Lusti, che sembra poi il sarchiapone, senza che nessuno riesca a farci nulla. Mi riferisco al fatto che per rinnovare il passaporto il tempo medio di attesa è di 7 mesi, per avere una nuova carta di identità poco meno. Diciamolo, non è cosa da paese civile e la giustificazione, dovevi pensarci per tempo, non è degna di essere presa in considerazione. Avere un documento di identità è un diritto. Tu Stato mi imponi l'obbligo di essere munito di quel pezzo di carta, tu devi organizzarti in modo da farmelo avere. Attenzione però che c'è il foglio sostitutivo. Capitato a me di recente di dover fare la carta d'identità nuova, ti danno un foglio di sostitutivo finché non ti arriva la carta d'identità nuova. Te vai in giri stesso, per dirla diciamo un po' alla grezza, vai in giro lo stesso col tuo pezzo di carta, un po' alla gogol, ma ci vai. Comunque lasciamo il sarchiappone di Alessandro Sallusti. L'insegnente è il titolo invece dell'appunto di Filippo Facci. L'indignazione che ha accompagnato la notizia che un insegnante di liceo è stata destituita dopo aver lavorato solo 4 anni su 24, anche se poi l'hanno cacciata per incapacità didattica, non per l'assenza, dovrebbe essere un buon segno, un sussulto civile da parte di un paese che abbia in uggia gli immeritevoli, gli scansafatiche e gli evasori fiscali. Notevole che la signora fosse anche diplomata in parassitologia. Essendo però l'Italia il paese dei furbi anche, c'è da chiedersi quanta di questa follia solitaria sia stata influenzata dal modo in cui ha appreso la notizia e come sarebbe andata se invece la notizia l'avesse riguardata da vicino. Mi spiego con 2 domande. Come sarebbe andata se l'indignato avesse appreso che l'insegnante fosse stata una sua amica o la moglie di un suo amico? 2. Possiamo escludere che l'indignato, anziché un impeto di coscienza civica,
in realtà abbia avuto una scossa di invidia sociale per chi l'ha fatta franca per una vita mentre lui si faceva un mazzo così? Non è pessimismo cosmico, conclude Filippo Facci, che è un altro di quelli che diceva veneziani, no, che vanno in Rai adesso con la nuova destra, la Meloni e compagnia cantante. È la vaga, personale impressione che due Italie esistenti da sempre stiano lentamente giungendo a una resa dei conti, anche politicamente. Non è chiaro se ci sia da auspicarlo o da temerlo, scrive Facci, che aveva partecipato parecchi mesi fa a Milano proprio alla convention di Fratelli d'Italia con un entusiasmo pro Giorgia che me lo ricordo ancora. Adesso sarà magari premiato, buon per lui. Mentre Vittorio Feltri si occupa della bimba scomparsa a Firenze, Cata, vittima di chi tollera l'illegalità di quel palazzone schifoso lì, l'ex albergo. Mentre lasciamo libero, andiamo a vedere rapidamente il quotidiano di Sicilia di Carlo Alberto Tregua. Così naufraga il futuro dell'area mediterranea. Sono più di 6.000 i minori non accompagnati sbarcati, sulle coste italiane da inizio anno. Bambini senza alcun familiare al loro fianco che faticano a inserirsi in un contesto che spesso li tratta con diffidenza e li guarda con paura. Altro tema interessante in prima pagina sul quotidiano di Sicilia, dai saldatori agli edili e caccia agli introvabili, tutti i buchi delle professioni in Sicilia. Trovare lavoratori con preparazione in una regione che soffre moltissimo la disoccupazione non sembra così semplice. Anzi, sono quasi 80.000 le assunzioni previste in Sicilia, trimestre giugno-agosto, eppure moltissime di queste opportunità occupazionali andranno perdute. Non si trovano i lavoratori. Incredibile ma vero, è una delle classiche cose che ogni tanto emergono. C'è anche l'emergenza abitativa che in Sicilia non si placa, scrive il quotidiano di Sicilia. Italia Oggi apre con l'intervista a Paolo Natale che abbiamo già citato prima, il politologo dell'Università Statale di Milano, intervistato da Alessandra Ricciardi, si occupa del voto in Molise. Il campo largo si è già ristretto. Le elezioni in Molise dimostrano che sono caduti i pilastri dello schema politico degli ultimi decenni. La rubrica diritto e rovescio del direttore Magnaschi parte dal PD che, contravvenendo alle regole più elementari della democrazia, era convinto, assecondato in ciò da Berlusconi, che non riusciva mai a opporsi, che quando vinceva le elezioni metteva i suoi uomini al potere, quando le perdeva faceva lo stesso. Aveva perciò proposto il presidente della regione PD Bonaccini come commissario per l'Emilia-Romagna. Il motivo era che lui conosceva la zona. Questo principio però non valse con il terremoto dell'Umbria, quando vennero nominati commissari due PD emiliani, Errani e Paola De Micheli, che tennero per mesi le macerie per strada. La nomina del generale degli Alpini Figliuolo ristabilisce le regole. Oltretutto è una scelta molto intelligente, un uomo capace di rifornire le nostre truppe in Afghanistan e che ha attuato il piano di vaccinazione anti-Covid che si era impantanato. Figliuolo è l'uomo giusto, scrive in prima pagina su Italia Oggi Pierluigi Magnaschi. Incomprensibile invece è il tempo impiegato per sceglierlo. Non si fa attendere chi ha perso tutto e questa è una vergogna, scrive il direttore di Italia Oggi. Il quotidiano comunista, il Manifesto, invece apre con la macchina del fango proprio su Figliuolo, dai vaccini all'alluvione. Il governo annuncia la nomina di Figliuolo a commissario per Emilia, Marche, Toscana alluvionate, le risorse non ci sono. Ma intanto Bonaccini e il PD sono spiazzati. Meloni copia Draghi e sceglie anche Panetta alla guida della Banca d'Italia. Sul Foglio, invece, il direttore Cerasa riflette sull'Ucraina, l'ambiguità non paga, forse fa perdere voti, di sicuro fa perdere la faccia, essere ambigui sull'Ucraina, occhieggiare a Putin, eccetera, eccetera. Mentre BCE, MES, PNRR, il mal d'Europa di Giorgia Meloni va alla prova del Parlamento, dell'Aula. Con ciò lasciamo anche il Foglio. Sul Dubbio, il quotidiano degli avvocati, Donald Trump di nuovo nei guai, file segreti del Pentagono nelle sue mani. Per l'Italia il solito Davigo, processi lumaca è colpa degli avvocati. Ieri pomeriggio la Commissione Giustizia della Camera ha avviato un ciclo di audizioni
per l'esame delle proposte di legge sulle modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato. Tra gli auditi l'immancabile Piercamillo Davigo, fresco di condanna per rivelazione di segreto. Ebbene, ha detto che i processi Lumaca sono lenti per colpa degli avvocati. È un grande. Comunque Calabria come la Berlino occupata, l'inchiesta di Gratteri, dove ogni blitz è un cocktail ben studiato, dice Scettico, il quotidiano degli avvocati italiani. Con ciò lasciamo a questo punto le prime pagine e torniamo brevemente, un attimo soltanto che ci arriviamo, torniamo appunto agli articoli principali di oggi. Adesso ci arriviamo, consultiamo le nostre belle pagine di giornale di stamattina, partiamo di nuovo da Avvenire. Su Avvenire vi segnalo un articolo dedicato alla Tunisia. Slitta ancora l'accordo con l'Unione Europea, nessun via libera, le trattative cominceranno solo settimana prossima al termine del Consiglio Europeo di domani. La resistenza del presidente tunisino Sayed, che è molto critico, contrarissimo alla presenza di profughi o aspiranti tali che arrivano da tutta l'Africa in Tunisia. Il negoziato è ancora aperto con il Fondo Monetario Internazionale. Insomma, in Tunisia siamo in alto mare circa i rapporti col Fondo Monetario e con l'Unione Europea. Rinviata la visita del commissario europeo Varhely, sullo sfondo c'è ancora da risolvere il nodo sulle condizioni per fornire i finanziamenti che dovrebbero aiutare la Tunisia a risollevarsi. Viene interpellata anche la ben nota, notissima criminologa Cristina Cattaneo. Nessuno si interessa ai minori, sui loro corpi vedo i segni della tortura. L'età, determinarla è difficile, dice Cristina Cattaneo, che da molti anni esegue autopsie sui corpi delle vittime dei naufragi. È una questione di diritto all'identità. Ha fondato il Labanov, il laboratorio di anatomia e odontologia forense, che si occupa anche del destino dei minori stranieri non accompagnati. Sempre su Avvenire, poi, c'è da segnalare un'altra pagina interessante, curata da Domenico Marino, sull'indagine di cui abbiamo parlato prima, citando l'articolo di Felice Manti sul giornale. L'ombra della mafia sui territori. In Calabria colpito un sistema clientelare che gestiva appalti pubblici sotto la diretta influenza dell''ndrangheta. A sto giro sono 123 i coinvolti. Moltissimi sono del PD, come nota il giornale, molto meno lo nota Avvenire. Nel capoluogo siciliano 26 arresti per azzerare una famiglia criminale che condizionava il tessuto economico della città. La magistratura svela ancora una volta, in particolare al sud, gli intrecci tra i palazzi e le lobby criminali. Sul tavolo incarichi, potere, soldi da spartire. Qui in realtà si parla sia di Crotone, cioè l'indagine Gratteri, sia di Palermo. Il boss di Palermo regnava dalla cella. Salvatore Sorrentino voleva ricostruire la cupola, dal carcere dava ordini al figlio per governare il clan e il quartiere. Succede a Palermo, succede a Napoli, succede in Calabria. Indagato in Calabria anche l'ex governatore PD Oliverio, ma questo l'abbiamo visto anche prima. In ogni caso, 'ndrangheta, politica, colletti bianchi, mani sporche. Affari maleodoranti in Calabria, nel resto d'Italia, ma anche all'estero, in Germania, perché le indagini sono state condotte dai carabinieri del ROS insieme al PKA, la Polizia Federale Tedesca. È scattata ieri mattina l'operazione denominata Glicine Acheronte, con cui la Procura Antimafia di Catanzaro ha colpito un comitato d'affari responsabile di un sistema clientelare. Un attimo soltanto, chiedo alla regia di fare una pausa perché banalmente sono le 9, quindi rispettiamo la pausa.
luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. È stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. E la linea torna a Giulio Cainarca. E ad Alessandro Morelli, che dovrebbe essere già in collegamento con noi per questa puntata dell'Italia da fare. Dal Dipartimento... Stiamo cercando ancora di contattare Alessandro Morelli. Benissimo, lo troveremo perché abbiamo una puntata di cose da fare, cose faccende, cose faciture, dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, che è il nostro condirettore di Radio Libertà guida dalla nascita del governo. Noi, in attesa di collegarci, cosa che faremo a brevissimo, e naturalmente manderemo anche la nostra bella sigla perché fa tutto il suo bell'effetto, torniamo alle pagine dei giornali di cui ci stavamo occupando. Oltre all'ombra della mafia sui territori, niente di nuovo, a Palermo, a Napoli e in Calabria comandano le mafie, che sono nate lì, prosperate lì, vissute lì, convissute lì, non è certo una novità. Alla pagina 17 di Avvenire invece c'è da segnalare tutt'altra questione, tutt'altra, fino a un certo punto, perché la droga è comunque un business classico delle mafie. Droghe chimiche invece in Olanda si prova a fare marcia indietro. Il narcotraffico, ci racconta Maria Cristina Giongo su Avvenire di stamani, ha messo radici in un paese che ha regolamentato l'uso di cannabis, alimentando così un mercato lucroso. Il governo bandisce una lunga lista di precursori usati per produrre stupefacenti di sintesi, cioè le cosiddette droghe chimiche. Ma dopo anni di tolleranza sulle droghe leggere, potrebbe essere troppo tardi. La politica del compromesso, adottata nel 76, ha permesso di rendere lecito agli olandesi maggiorenni l'acquisto e il consumo di 5 grammi al giorno di cannabis, generando nel tempo un'esplosione dei consumi e l'avvento di altre sostanze psicotrope, che utilizzano ampiamente anche i Chief Executive Officer, da Elon Musk a quell'altro Sergey Brin di Google, i Chief Executive Officer di tutte le società e le aziende che sono all'avanguardia oggi. Se non ti droghi non sei nessuno. Mentre alla pagina milanese e lombarda di Avvenire c'è da segnalare un'altra questione. A Mind, il campus della statale, Mind è il sito che è l'erede dell'Expo del 2015 e ospiterà il campus dell'Università Statale. Per fine anno verrà posata la prima pietra del nuovo polo delle facoltà scientifiche nell'area che ospitò l'Expo dell'ormai lontano 2015, apertura prevista nel 2026. Questa operazione immobiliare si integra con la riqualificazione dell'altro polo umanistico a Città Studi, progetto firmato dallo studio di Carlo Ratti, celeberrimo architetto, che si è ispirato ai chiostri rinascimentali degli Atenei, con un omaggio alla tradizione lombarda della Cagranda, la prima storica sede dell'Università degli Studi, e l'ospedale maggiore di Milano, ancora oggi molto bello. Credo che possiamo andare in sigla. Non abbiamo ancora Morelli. Non abbiamo notizie. Bene, c'è troppa roba da fare, per cui non è facile acchiappare il nostro sottosegretario. Quindi tra poco sarà con noi. Nel frattempo andiamo a vedere anche un altro articolo di Avvenire in pagina lombarda. Qui si parlava di armi, si parlava perché è stata sgominata una banda di trafficanti, armi da guerra e stupefacenti. I carabinieri di Monza, coordinati dalla direzione distrettuale antimafia di Milano, hanno compiuto 30 arresti, contestati 221 capi di imputazione. La rete criminale era fortemente radicata sul territorio della bella Lombardia e svolgeva anche attività di riciclaggio. I militari dell'Arma dei Carabinieri di Monza e la direzione distrettuale antimafia di Milano hanno sgominato un'associazione a delinquere per traffico nazionale e internazionale di stupefacenti, armi, riciclaggio, autoriciclaggio. Agli indagati sono stati contestati la bellezza di 221 capi di imputazione. Il GIP di Milano ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare per 30 persone, 26 italiani, 4 marocchini.
l'esecuzione degli arresti nelle province di Monza, Brianza, Milano, Como, Pavia, Reggio Calabria, Catanzaro, Messina, Palermo, Trieste, Udine, cioè l'Italia unita, la bella Italia, da parte dei carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Monza e Brianza e dei comandi dell'Arma. La droga proveniva dal Sud America prevalentemente e dalla Spagna e approdava in container nel porto calabrese di Gioia Tauro per arrivare in buona parte nella splendida Milano. Parallelamente al traffico di droga è emerso un traffico di armi da fuoco comuni e da guerra, mitragliette Uzi, fucili d'assalto AK-47, Colt M16, pistole Glock e Beretta, bazooka e bombe a mano MK2 Ananas, che gli indagati acquistavano da un fornitore monzese, condannato all'ergastolo per omicidio aggravato e associazione mafiosa, ma che beneficiava di permessi premio. Parte dei guadagni del traffico di droga erano reinvestiti in orologi di lusso in una nota gioielleria del centro della splendida Milano, in beni immobili residenziali, attività commerciali, acquisto di nuovi carichi di droga. Presumo ci siano novità. Abbiamo Alessandro Morelli, varo di sigla. Bene, sigla, vai di sigla, maestro. Va ora in onda L'Italia da fare, il punto sulla politica economica con Alessandro Morelli. Ed eccoci qua, presumo di essere in diretta di nuovo. Siamo in diretta di nuovo con Alessandro Morelli, che saluto e ringrazio. Buongiorno Alessandro. Buongiorno a te Giulio, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Lascio a te da dove partire perché qui c'è un sacco di roba da fare che si sta facendo, che è in via di progresso. Ultima cosa, di cui non c'è moltissima eco, a dir la verità, sui quotidiani che mi hanno letto stamani, ma che mi sembra una bella roba importante. A Milano arriva anche la metropolitana M6, sulla quale il governo intende investire. Vediamo un po' se al sindaco Sala gli piace questa roba qua. Sì, allora, chiaramente sul tema infrastrutture siamo assolutamente oramai formati. Il tema dell'M6 che riguarda Milano, ma gli investimenti sulle metropolitane sono importanti e toccheranno praticamente tutte le più importanti città del paese. Per prolungamenti, miglioramenti. Pensa che, figurati che nell'ambito della realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina è prevista la realizzazione anche di una metropolitana proprio a Messina. Quindi, insomma, questo tema è un tema molto importante perché qui chiaramente torniamo al mio ambito, cioè alla programmazione economica, perché programmare grandi infrastrutture di trasporto pubblico di massa come queste significa anche modificare i modelli delle città. Sappiamo perfettamente che cosa significa creare nuove fermate alla metropolitana dal punto di vista sia chiaramente degli spostamenti, della comodità che il trasporto pubblico di massa significa, ma dall'altra parte anche i cambiamenti urbanistici e sociali di intere zone e quartieri delle nostre grandi città. Quindi un percorso virtuoso e nel quadro delle grandi città dove purtroppo ci si è scoperto diciamo una questione che invece è sotto gli occhi di tutti oramai da parecchio tempo ed era assolutamente prevedibile, cioè il rincaro questa corsa letterale al rincaro immobiliare può trovare risposte anche grazie appunto al miglioramento di infrastrutturazione delle nostre grandi città. Sulla M6 per esempio il progetto che noi abbiamo in mente per questa nuova metropolitana è un collegamento tra la zona ovest della città, l'area di Porta Romana, quella che diciamo più vicina all'Università Bocconi, mettiamola così almeno anche per spiegare a chi non è milanese quali sono i luoghi famosi in giro per il paese di Milano che verranno toccati e un passaggio lungo l'asse sud della città verso i comuni dell'Inter, in particolare Opera. Perché questo? E qui viene la programmazione e la logica con la quale la Lega sta ideando queste opere. Cito Milano, ma la stessa cosa vale per la filotranvia la filovia, scusate, che è stata oramai diciamo stiamo aspettando che i cantieri possano partire di Verona. Queste idee
significano allargare le nostre grandi città, significa quindi dare al mercato anche immobiliare, chiaramente i nostri concittadini, delle opportunità in più per raggiungere altri luoghi e quindi comodamente e rapidamente e quindi appunto aprire il mercato anche immobiliare. Quindi la logica è una metropolitana che permetta, in questo caso a Milano, di arrivare in un comune dell'Interland dove, grazie agli investimenti che noi abbiamo scelto di fare e in particolare al quadruplicamento della ferrovia Milano-Genova, che ha una logica legata al grande porto di Genova che pensate quante interconnessioni stiamo mettendo qui sul tavolo in pochi secondi. La diga di Genova, la diga sforanea che cambierà il volto del porto di Genova, che renderà il porto di Genova al pari dei grandi porti del nord Europa, quindi ha la possibilità delle mega navi porta container di arrivare a Genova, scaricare, portare i container grazie anche al terzo valico nei retroporti che sono nell'area del Pavese e dell'Alessandrino, e a quel punto poter andare verso il nord Europa passando per le Alpi. Il passaggio è per Milano e quindi la logica conseguenza è stata la necessità del quadruplicamento della ferrovia tra Milano e Genova. Tutto interconnesso, dicevo, quindi diga foranea, oltre 1 miliardo di euro di investimento, Sì. terzo valico a Genova con chiaramente investimenti miliardari che sono legati a una nuova grandissima infrastruttura, i retroporti che sono nel sud pavese e nell'Alessandrino, il quadruplicamento della ferrovia Milano-Genova e quindi poi il passaggio delle Alpi verso nord. Tutto questo un po' più in piccolo significa quindi poter collegare attraverso una metropolitana il centro della città di Milano con un comune opera che sarà proprio sulla direttrice del quadruplicamento verso Genova, e a quel punto si potrà raggiungere Genova da Milano comodamente col treno in un'ora. Questo significa molto semplicemente allargare la città, quindi anche tutti i paesi, i comuni che stanno tra Milano e Genova. Questo significa molto semplicemente permettere a una grande città che ha bisogno di svilupparsi come Milano, in senso di allargarsi come Milano, di considerare il proprio Interland o comunque i comuni più vicini non come quelli che oggi sono abbastanza famosi, Rozzano, la stessa Opera, Cinisello, Sesto, o quelli un po' più lontani che sono difficilmente raggiungibili purtroppo oggi anche con i mezzi, penso a Cuggiono, Casorate Primo, comuni che i nostri radioascoltatori magari non conoscono, ma sono a 15-20 chilometri dalla città di Milano. No, i comuni dell'Interland di Milano a questo punto, grazie a queste grandi infrastrutture, realmente diventano Novara, Bergamo, Genova e chiaramente tutti i comuni che stanno in questi grandi assi sui quali le infrastrutture vengono ragionate, costruite, realizzate. Qual è il possibile inghippo? Il sindaco Sala. Ecco, perché tu hai detto il Comune di Milano fino ad oggi è stato piuttosto provinciale, hai usato questo aggettivo. Assolutamente provinciale. Il Partito Democratico, che a parole millanta questa idea green, che è responsabile il Partito Democratico nelle grandi città anche dei rincari dovuti e della crescita dei prezzi immobiliari, semplicemente perché è mancata quella programmazione che io ho dimostrato in pochi minuti che la Lega invece vuole, intende e ha come mantra nell'ambito del proprio lavoro programmatorio politico da un lato chiaramente e amministrativo dall'altro. Il PD, che non ha mai pensato a una semplice necessità, cioè per esempio costruire gli studentati, per esempio dare nuove opportunità di valorizzazione di aree per realizzare quello che è necessario, cioè case non per forza popolari, ma case che siano dedicate o possono andare a un mercato con dei costi sicuramente maggiormente accessibili e accettabili. E quindi mancando questa programmazione da parte del Partito Democratico ci siamo ritrovati in questa realtà. La Lega sta proponendo appunto questa idea di una nuova metropolitana che potrà collegare non solo il centro della città e la città, ma la città di Milano con Genova,
come vi ho descritto, entro pochi anni. Dall'altra parte il sindaco di Milano Beppe Sala con il comune propongono una metropolitana che sicuramente può essere utile alla città di Milano, che è totalmente interna alla città di Milano, che è una metropolitana in più. Noi chiaramente non siamo contrari a più metropolitane si fanno, meglio è, e di questo siamo abbastanza certi, ma dall'altra parte manca quel modello di visione che potrà permettere invece a Milano, a Torino, quella visione che permetterà e permetterebbe a tutte le nostre grandi città di avere una prospettiva, un respiro molto più ampio rispetto al semplice perimetro dell'area comunale. Enrico da Piombino, sono a Imperia per lavoro, ci scrive, ti chiede, o comunque manda un messaggio indirizzato a te, Alessandro. Con l'ampliamento del porto di Genova aumenta il traffico pesante sull'autostrada, serve anche la Gronda, scrive il nostro ascoltatore, mentre un altro ci porta, a proposito di Milano, su un altro tema. Può chiedere ad Alessandro Morelli, ci scrive Paolo da Valenza, se ci sono novità sul nuovo stadio a Milano. Allora, non vorrei sembrare io per primo provinciale, dal mio accento, tu Giulio perfettamente sai che sono milanese, quindi chiaramente rispondo a tutte le domande, e anche questa che come sappiamo è interessata e interessa molto, non solo dal punto di vista della tifoseria, ma interessa anche dal punto di vista del quadro economico e prospettico per quanto riguarda appunto lo stadio di Milano. Per ora le due squadre hanno fatto delle loro proposte, delle loro iniziative. Il Comune di Milano, il sindaco Sala, è in estremissima difficoltà, perché Sala, se anche volesse strizzare l'occhiolino a iniziative che sono molto importanti, anche di un vero e proprio cambio di paradigma della cultura calcistica di una delle città più blasonate grazie al fatto di avere Milan e Inter al mondo, tutto questo gli viene impedito da una maggioranza di sinistra che è assolutamente contraria a un'iniziativa di questo genere. Tutti quanti stanno focalizzando, soprattutto i media, stanno focalizzando l'attenzione allo stadio. Ma io vi assicuro che, avendo fatto tante esperienze in Comune a Milano, che nell'ambito della riqualificazione di un'intera grandissima area che tocca anche l'ippodromo di San Siro, diciamo che lo stadio è veramente in questo ambito, in questo importante investimento di riqualificazione, veramente è un di cui. Adesso non voglio esagerare citando la nocciolina, ma diciamo è una piccola parte di una grande operazione immobiliare che è molto complessa e che sicuramente deve essere maggiormente approfondita. Quindi se da un lato Sala & Company possono essere anche disponibili a ragionare, anzi paiono disponibili a ragionare sul tema del nuovo stadio, dall'altro oggettivamente stanno sottacendo su quello che in realtà è la grande operazione immobiliare, perché lì parliamo di un'area immensa nella quale chi intende fare lo stadio intende anche realizzare nuovi quartieri residenziali, dei centri commerciali, insomma una serie di importanti innovazioni immobiliari sulle quali bisogna indubbiamente fare degli approfondimenti, perché come abbiamo già detto purtroppo ad oggi con la sinistra che ha governato Milano delle idee prospettiche di quello che avverrà nei nuovi quartieri non è mai stato fatto, e quindi sono stati realizzati sicuramente dei bellissimi quartieri legati anche all'esperienza del centrodestra, insomma il famoso Bosco Verticale, l'area del Portello dove vivono alcuni dei più importanti influencer italiani, Ferragni e Fedez per primi, insomma palazzi stupendi, meravigliosi, Una volta eccetera. si diceva mettere a pensée, oggi influencer. Esatto, sì, ma perché quelli hanno poco a pensare, cioè quello è il problema, ma c'è poco pensiero, diciamo, spesso dietro alle loro iniziative, ma lasciando stare le battute, quelle rischiano di essere delle isole felici nell'ambito di quartieri molto più ampi che in realtà poi rimangono indietro, ed è proprio il caso di San Siro.
Cioè l'idea che oggi si ha di fronte non è solo, dicevo, quella del nuovo stadio, che ci sta, ci mancherebbe, ma dall'altra parte anche della riqualificazione di aree che oggi sono aree diciamo quasi verdi, perché appunto stiamo parlando di un ippodromo, che però intorno hanno delle aree popolari veramente messe in situazioni che purtroppo a volte rischiano quasi il degrado. Ora, pensare di fare l'Isola Felice nell'ambito di un'area molto più vasta che purtroppo non è agli stessi livelli, e su questo effettivamente parliamo. Sul tema della Porto di Genova, chiaramente il ministro Salvini e il Ministero delle Infrastrutture sta lavorando con Autostrade per l'Italia, che oggi sappiamo essere una società in parte pubblica, proprio per ottenere questo obiettivo. L'auspicio è che oltre alla legge sul ponte sullo Stretto di Messina si possa attuare nel piano economico finanziario di Autostrade per l'Italia quella che è ormai è stato definito un sogno, ma noi possiamo invece assolutamente definire un'assoluta priorità per il Paese, perché questo, anzi grazie per l'opportunità di poterlo segnalare, con il nuovo porto evidentemente la preoccupazione del nostro ascoltatore è evidente. È chiaro che parte dell'importantissimo flusso di merci verrà indirizzato sui treni, perché come dicevo, grazie al Terzo Valico, grazie ai retroporti nel Pavese e nell'Alessandrino, gran parte delle merci verranno immediatamente trasportate verso altri lidi, diciamo, quindi ai retroporti del porto di Genova. È indubbio che i volumi saranno talmente alti che si aumenterà però anche il trasporto su gomma, e allora diventa ineludibile, oramai non si può più tergiversare sulla realizzazione di un'opera attesa da tanti anni, ma che a questo punto diventa non fondamentale ma necessaria per la vita del nuovo porto. Perché? Perché, sempre tornando al punto dell'economia, dobbiamo sempre ricordarci che le merci che arrivano da altri paesi, addirittura da altri continenti, pagano il dazio, mettiamola così, pagano le tasse di approdo nel paese dove approdano in Europa, e dunque è un interesse dell'Italia avere dei porti che siano favoriscano l'approdo di queste mega navi che, evitando chiaramente di dover circonnavigare l'Europa arrivando fino a Rotterdam, visto che per la grande maggioranza passano da Suez, noi potremo avere l'attracco delle merci, delle biro che ho qui di fronte a me, del microfono che sta di fronte a te Giulio, o delle casse audio che i nostri ascoltatori stanno utilizzando per ascoltarci, o della TV che stanno utilizzando, tutti questi prodotti pagheranno le tasse di approdo in Italia, a differenza che in Olanda o in Germania. Questo chiaramente, dicevo, non è un interesse di Genova o della Liguria o del triangolo industriale tra Genova, Torino e Milano, ma è una assoluta necessità per il Paese, perché chiaramente le tasse poi vanno allo Stato, e questo le redistribuisce su tutto il Paese, permettendoci per esempio di realizzare le infrastrutture che stavo citando. Ecco Alessandro, vedo che ci mancano solo 3 minuti, però c'è un altro tema del quale vorrei parlare prima di salutarci, ovvero il disegno di legge, ne abbiamo parlato stamani in rassegna stampa, in materia di sicurezza stradale e di revisione del codice della strada, che è stato presentato dal ministro Salvini proprio ieri. Entro l'autunno, ha detto Salvini, il Parlamento potrà arricchirlo. Il punto di partenza è un giro di vite contro ubriachezza e droghe, con revoca della patente fino a 3 anni, a prescindere se sei alterato o meno, se hai assunto droga, e una serie di altre misure che riguardano l'uso degli smartphone, che causano il 15% degli incidenti, distrazione dovuta a chat e WhatsApp, eccetera, casco, targa e assicurazione obbligatoria per i monopattini. Ci sono tante altre misure che verranno poi arricchite appunto dal Parlamento. All'interno di questa discussione c'è anche un tuo vecchio cavallo di battaglia, no? Una tua proposta di legge del 18, sulla quale il Ministero dei Trasporti sta studiando, cioè l'aumento del limite di velocità laddove ci siano tutte le condizioni di sicurezza in autostrada a 150 km orari. E poi, se permetti Alessandro, c'è anche un altro tema che ci riporta a Milano, perché tu, a proposito di Milano e di grandi questioni, qui stiamo parlando delle Olimpiadi invernali,
hai tirato in ballo ancora l'amministrazione milanese, perché hai detto finora per quanto riguarda le Olimpiadi ci sono due grandi luoghi, Cortina e la Valtellina, ma manca Milano. So che apriremo tutto un altro capitolo molto lungo, però ti chiedo magari un commento rapido anche su questo punto. Codice della strada, molte delle iniziative sono, diciamo, con orgoglio le vedo proposte dal ministro Salvini, perché come sai, avendo avuto la delega nel precedente governo proprio al codice della strada, quelle sono state iniziative che io per primo proposi, ma che purtroppo, avendo un ministro sostanzialmente del PD, era impossibile far passare. Oggi Salvini riesce a ottenere questa operazione di buon senso, perché pensare alla necessità che un mezzo che va per le strade sia assicurato, che sia riconoscibile attraverso una targa e soprattutto per la sicurezza di chi lo utilizza, e basta andare alla sala gessi di qualunque ospedale, soprattutto nelle grandi città dove tra San Pietrini, pavé, le cadute in monopattino sono purtroppo abbastanza frequenti, per capire come questo mezzo sia utilizzato con eccessiva leggerezza dalla stragrande maggioranza dei nostri concittadini, non solo, anche dei turisti che lo utilizzano in sharing. Quindi il percorso di buon senso a cui facevo riferimento è quello di una, non per forza restrizione, ma dei limiti all'anarchia che fino ad oggi, grazie al Partito Democratico e al 5 Stelle, era dedicato ai monopattini. Altro tema che riguarda chiaramente il codice della strada è quello dell'alcol e della droga. Penso che non ci sia nulla da dire su questo, è semplicemente un'operazione di buon senso che Salvini peraltro ha sempre affermato di voler fare e ancora una volta, passando dalle parole ai fatti, sta realizzando in tempi rapidissimi, perché vi assicuro che modificare il codice della strada, qualunque tipo di modifica del codice della strada, purtroppo toccando svariati interessi che molte volte non sono neanche considerati come diciamo di primo acchito, purtroppo è sempre molto problematico. E invece Salvini, con grande anche coraggio e impeto che forza, sta portando a casa. Dall'altra parte le Olimpiadi, guarda Giulio, guardate, sì, cari ascoltatori, le Olimpiadi le sentiamo quasi come diciamo un prodotto nostro, perché rapidamente, facendo un excursus, 2018 facciamo la proposta politica assieme al sottosegretario dello sport Giorgetti, chiaramente i milanesi, i deputati, i senatori milanesi della Lega e i veneti con grande forza hanno sostenuto questa iniziativa. Politicamente abbiamo insistito, dal punto di vista istituzionale poi abbiamo vinto questa possibilità di organizzare i giochi nel 2019, governo Conte 2, e in seguito il PD si è un po' dimenticato di questa iniziativa così importante. Quindi la Lega ha presentato l'emendamento che ha permesso alla fondazione di avere dei fondi importanti, parliamo di un miliardo di euro alla fondazione, 300 milioni di euro alla fondazione grazie alle due regioni, Lombardia e Veneto, senza le quali la fondazione non ci sarebbe. Il miliardo di euro legato alle infrastrutture, un emendamento della Lega anche in questo caso, malgrado il fatto che ci fosse un governo di colore differente. La scelta amministrativa del Comune di Milano, da me personalmente contestata, fu quella di perseguire la strada della collaborazione con i privati, cosa sulla quale noi siamo assolutamente favorevoli, ma una questione è giocare la partita assieme ai privati, un'altra questione è lasciare la partita in mano ai privati, e oggi purtroppo ci ritroviamo, cosa che noi avevamo anticipato al sindaco Sala, Sala che appunto fece peraltro delle polemiche molto forti anche contro la mia persona, accusandomi addirittura di essere contro Milano, proprio a me, una roba offensiva, quasi da querela, e invece mi ha querelato lui 2 volte, come tu sai. Oggi siamo nella situazione per la quale il Comune di Milano ci segnala come, per quanto riguarda il villaggio olimpico, mancherebbero per la realizzazione dell'intera operazione immobiliare 50 milioni di euro.
per la realizzazione dell'area delle opere connesse al Palazzetto dello Sport di Santa Giulia, dove si terranno la maggior parte delle gare del ghiaccio, quindi dell'hockey, in particolare il pattinaggio e altro. Mancherebbero per quelle opere tra i 35 e i 36 milioni. Ora, il sindaco Sala viene dal governo sostanzialmente col cappello in mano a chiedere un aiuto, un sostegno, però che a causa del suo mal pianga se stesso, nel senso che la scelta era stata da noi fortemente criticata e peraltro fummo accusati di essere anti-milanesi. Bene. Ora si ritrovano in braghe di tela e vengono dal governo, che peraltro ci vede protagonisti, quindi hanno anche avuto questa sfortuna storica, nel senso che prima ci hanno un po' presi in giro e oggi ci vengono a chiedere a noi di sostanzialmente di finanziare delle opere che loro hanno scelto di lasciare in mano ai privati, cosa che è impossibile. Cioè, se anche peraltro la difficoltà nella quale si sono infilati e ci hanno infilato, perché chiaramente l'interesse delle Olimpiadi è l'interesse generale che noi vogliamo evidentemente portare a casa, perché le abbiamo volute noi, quindi ci mancherebbe, ma la situazione è che lasciando i privati, forse gli amministratori locali, strano che il sindaco Sala non se ne renda conto, noi non possiamo finanziare un'opera di un privato, capite perfettamente che è complicato. Cioè, se domani Giulio Cainarca volesse fare un palazzetto dello sport, tanti auguri Giulio, lo faccia con i suoi soldi. Non è che io, governo, posso dare soldi a Giulio Cainarca per fare il suo stadio, che poi rimarrà di Giulio Cainarca. Cioè, capite che è una cosa abbastanza, ma anche complicata solo da pensare. Però siamo in questa situazione. Speriamo evidentemente, da buon padre di famiglia, il nostro compito, come ci impone il codice civile, è quello di risolvere i problemi che anche altri componenti della grande famiglia combinano. Sicuramente lavoreremo per trovare delle soluzioni, ma evidentemente la strada percorsa dal sindaco Sala ci sta portando in una situazione per la quale, se non interviene il governo, se non si trovano questi soldi, c'è un punto di domanda sulle Olimpiadi quota Milano del 2026. Allora, Alessandro, io ti ringrazio, come al solito avremo modo di risentirci settimana prossima, così proseguiamo questa panoramica sulle cose da fare. Grazie Alessandro Morelli, buona giornata. Grazie a tutti voi, buon lavoro. Avete ascoltato l'Italia da fare.